in questo giorno lieto ricevuti rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. E grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordata, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse. Con la parola fine. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. Buongiorno, buongiorno. Avete sentito e visto con quanta proprio poesia Nilla Pizzi ha cantato questa canzone del 1951, Grazie dei fiori. Perché ho messo questa canzone? Intanto la dedico a tutte le donne, ma soprattutto alle nonne, alle nostre nonne, perché è giusto ricordarle, perché se siamo, come dico sempre, diventati così belli, grandi e anche bravi, dobbiamo dire, è merito loro, e perciò va ricordato, e come ricordarle con una canzone che ricorda il loro tempo veramente passato, dove i colori, i fiori, ma soprattutto anche i profumi erano diversi. Era il 1951, non è passato tantissimo, però certi profumi, certi colori e certe meraviglie non le vedremo mai più. Ne parleremo questa mattina con due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Pierfrancesco Boldini, biotecnologo. Buongiorno, buongiorno Pierfrancesco. Buongiorno. Abbiamo collegato anche Mauro Doimi, biologo marino. Buongiorno. 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 Avete sentito con quale canzone? Perché proprio tutto è un filo, è il filo di Arianna che si unisce, questo clima, ecco, queste temperature pazze, questi allagamenti, ma c'è sempre la mano dell'uomo. Un pochino ci deve essere, non è possibile assistere a quello che stiamo assistendo. Eppure sono anni che i ricercatori, gli scienziati mandano dei messaggi, però nel silenzio più totale di chi dovrebbe prendere delle precauzioni, perché la prima parola è prevenzione. Cosa ne pensa Pierfrancesco Boldini e spieghiamo al nostro pubblico cosa fa come biotecnologo. Prego. Allora, come biotecnologo io mi occupavo dello studio del DNA e quindi dello studio della vita in un certo senso e dello studio delle informazioni che sono contenute nel codice genetico. Ci sono tantissime applicazioni, dalla identificazione di specie piuttosto che all'identificazione del virus del Covid, di cui in parte mi sono occupato mentre lavoravo come biotecnologo. Non svolgo più questa attività, rimango comunque interessato e appassionato alla materia. Adesso mi occupo di tutt'altro.
E di cosa... In tutt'altre temperature, tra Ecco, l'altro. perché adesso cosa fa il nostro Boldini? Quest'ultima stagione invernale l'ho passata in Lapponia a fare la guida safari, ovvero a portare i turisti in mezzo alla natura lappone, con la motoslitta piuttosto che con i cani da slitta o con gli sci da fondo o le ciaspole. Allora, questo cambiamento radicale a cosa è dovuto, Boldini? Ha una parziale insoddisfazione in quello che facevo prima e in come era strutturata la mia vita, quindi in una sorta di normalità che non per forza deve essere considerata negativa, ma nel mio caso non rispecchiava quello che volevo essere. Allora sentiamo anche Mauro Doimi, biologo marino. Lei, Doimi, cosa ci racconta invece? Perché vogliamo anche conoscerli prima di iniziare a capire il perché siete qua. Prego. Sì, allora io sono laureato in biologia e specializzato in biologia marina e ho iniziato la mia carriera studiando la possibilità di produrre pesci di qualità nelle nostre valli da pesca venete. È da più di 30 anni che faccio quel lavoro, poi a un certo punto c'è stata una crisi profonda sulla produzione di pesce appunto nelle valli e diciamo ho convertito la mia attività sulla possibilità di assorbire i gas serra nei fondali di queste valli da pesca, per cui sviluppare l'attività di questi particolari e unici ambienti che abbiamo qui nel Veneto per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra. E questa è la mia attività attuale e devo dire anche che mi sta dando successo, frutti, specialmente poi è diventata più urgente adesso che il problema è evidente, mentre prima il problema era un po' nascosto quasi. Ecco. Allora, mi fa piacere che abbia spiegato l'importanza di quello che sta facendo come Boldini, perché io sto curando un progetto con l'acquaponica che riguarda proprio i pesci, coltivare le verdure con quello che produce il pesce, perciò tutto naturale. Ma Doimi, secondo lei c'è questa, diciamo, questa sensibilità verso l'ambiente, verso la natura? Perché sento tanto parlare e poco fare. Nel senso che, come ha detto lei, a un certo punto avevamo paura di non vedere neanche più il pesce, perché veramente delle cose assurde si vedevano, ecco, andavamo a prendere il pesce, delle vongolette piccolissime, dei pesci piccolissimi, ma non solo questo, anche qua l'uomo ci ha messo veramente la mano anche molto pesante, a dire il vero, con l'inquinamento. Dal suo osservatorio cosa ci racconta, Doimi? Sì, cioè questa sensibilità è aumentata negli anni. Io quando parlavo di sostenibilità, per esempio, ma ripeto, una ventina di anni fa ho iniziato a parlare di sostenibilità, quasi non si sapeva cosa voleva dire. Adesso, grazie anche a voi media, la gente comune riesce a percepire che c'è qualcosa che sta cambiando, poi basta vedere cosa è successo in questi giorni, per cui si tocca con mano quello che sta succedendo. Diciamo forse quello che manca è l'impresa, la gente comune lo sente, ma l'impresa commerciale che produce dei gas serra non vede ancora bene il vantaggio economico di entrare in questo sistema green, diciamo, per ridurre le emissioni. E si può fare tantissimo, bisogna tutti quanti capire che è importante agire subito in maniera proprio incisiva. Ha fatto bene a dire e usare questo termine subito, perché non è che abbiamo molto tempo. Ecco, questo lo dicono gli esperti, non è che lo diciamo noi, i segnali ci sono tutti. Come commenta Boldini queste parole di Doimi? Ecco, lei veramente che ha studiato soprattutto il DNA, poi ritorneremo anche al primo lavoro che faceva, perché sì, io ho avuto la fortuna di avere ospite anche sabato con le malattie rare, l'associazione Basket
Schirotto che si occupa di malattie rare, l'importanza del DNA, ma il politico forse questo DNA dobbiamo metterlo in evidenza perché si è dimenticato l'origine e la storia. Prego. No, beh, io sicuramente potrei collegarmi al discorso della sensibilità a cui ha fatto riferimento il professore, e potrei portare l'esperienza che ho avuto sempre in Finlandia appunto riguardo alla sensibilità delle popolazioni autoctone nella conservazione e nella consapevolezza di quanto sia importante mantenere e curare l'ambiente che loro hanno. Sono molto più attaccati, legati e responsabilizzati nella conservazione e quindi meno legati al profitto in un certo senso. Quindi dove generalmente si cerca si cerca un profitto, non sempre questo naturalmente poi porta a un utilizzo corretto delle risorse naturali. Insomma, quindi... Ecco, infatti c'era una frase fatta che si diceva: ce l'hai nel DNA, come dire, il tuo istinto, questa cosa che tu hai nella conservazione e nella memoria, per quello ho parlato di DNA, ce l'hai nel tuo DNA. Ma non è che questo uomo più evoluto, ormai si va a fare il giretto addirittura sulla Luna, non si sia dimenticato delle sue origini, ecco, di quello che veramente la storia avrebbe dovuto insegnare, tanto è vero che conserva, ammira, ama, queste dovrebbero essere le parole finali, un ambiente meraviglioso, specialmente il nostro paese, non a caso è chiamato il bel paese, dove abbiamo la fortuna di essere nati, però che qualcuno ha deciso che non va più bene. Si parlava prima con Doimi, la cementificazione, ecco, questo cambiamento è dovuto anche a quello. Abbiamo visto i dati, la Lombardia, il Veneto e Emilia Romagna sono per le 3 regioni più cementificate. Qualcosa servirà, le monoculture, ecco, non vanno bene, la biodiversità viene eliminata e questo provoca veramente dei gas incredibili perché cementifica, ma non solo quello. Ecco, lei che ha preferito andare in Lapponia, vivere proprio in mezzo alla natura, come vede questo uomo che non riesce a capire, ecco, il bene, la biodiversità, l'importanza, e continua a creare delle cose che non servono a nessuno alla fine, se non a poco a fare un grande business. Tanto è vero che la ricchezza mondiale è in mano a 10 persone e tutto il resto è noia, come dice la canzone di Califano. Ecco, lei che ha avuto il coraggio, Boldini, di cambiare radicalmente il lavoro, nel senso la sensibilità, ecco, la sostenibilità che l'ha portato a fare un altro percorso in mezzo alla natura. Possibile che non si riesca a capire che la natura è un bene talmente importante che dobbiamo avere il massimo rispetto? Prego. Allora, sicuramente questo tipo di approccio e di ragionamento non rispecchia quello che apparteneva e che appartiene tuttora a me. È appunto questa scelta di andare in un ambiente dove la natura ha un valore diverso, ha appunto questo valore qui di una scelta di valorizzare molto di più quello che è il rapporto tra uomo e natura, potremmo dire. Vediamo anche le Detto foto, questo, che così le commentiamo, le foto di Boldini sulla Lapponia. Ecco qua dove siamo ad esempio, commentiamo anche le foto, Boldini. Allora, questa in realtà è Norvegia, potremmo dire Lapponia norvegese quasi, e questa invece è Lapponia finlandese. Qui ero su un fiume ghiacciato dove ho scattato questa foto. Una bellissima serata, come vedete. Questa era una parte delle attività che svolgevo, quindi pesca nei laghi ghiacciati o nei fiumi ghiacciati. Qui ero in motoslitta, appunto. Era fondamentalmente il mio lavoro principale, quello di portare le persone a fare i safari in motoslitta. E qui si vedono alcuni paesaggi meravigliosi, insomma. Trovarsi in quelle situazioni lì, silenzio, nessun altro, per quanto mi riguarda ha un estremo valore.
Sentiamo cosa dice anche Doimi, il silenzio, ma soprattutto la natura. Ecco, questa meraviglia, come lei ha spiegato molto bene, abbiamo delle cose uniche che veramente forse non riusciamo neanche a capire, l'importanza delle lagune, ad esempio, meravigliose. Prego. Sì, c'è un qualcosa di simile tra la Lapponia e il nostro Veneto lagunare ed è la biodiversità e il silenzio. Mi riferisco alle valli da pesca, no? Ora tutti dovrebbero sapere cosa sono le valli da pesca, però in pratica molta gente, specialmente i giovani, non sanno. Sono queste zone di interfaccia mare-terra che vengono sfruttate dall'antica Repubblica Veneta, venivano sfruttate per produzione di pesce, il doge veneziano andava a caccia in questi ambienti, eccetera, e da allora sono stati tramandati fino a noi. Sono degli ambienti unici, come può essere la Lapponia, e vanno preservati. Sono importanti non solo per la biodiversità, ma perché, per esempio, questo che abbiamo studiato e verificato in questi ultimi anni, hanno una capacità enorme di assorbire i gas serra, e posso dire che in Europa questa parte lagunare ha la maggiore possibilità di assorbire i gas serra di tutte le altre possibilità che ci sono, tipo gli alberi, le foreste, eccetera. E le abbiamo qui vicino in casa. Infatti io inizialmente mi ero interessato all'estero, eccetera, poi dopo sono ritornato qui nel Veneto, nelle nostre valli da pesca, perché sono veramente degli ambienti unici. Ecco. E infatti io sottolineerei proprio questo. Allora, domanda d'obbligo, anche se un po' scomoda, le fa paura il Mose? Perché abbiamo sentito, adesso se ne parla pochissimo, che era a repentaglio proprio la storia e la vita della laguna con questo mostro che hanno calato dall'alto, naturalmente, che si chiamava Mosè, ma poi forse hanno detto stiamo un po' esagerando, hanno levato l'accento perché questi pensavano veramente di essere diventati Mosè. Qualcuno per fortuna li ha fermati, però ci ritroviamo con questo mostro, però qualcuno dice no, assolutamente indispensabile, altri invece dicono non servirà, è già sorpassato. Lei cosa dice, Doimi? Sì, allora, questa è una materia abbastanza controversa. Allora, da una parte c'è l'esigenza di proteggere Venezia, per cui il problema dell'acqua alta chiaramente danneggia le bellezze culturali e storiche che abbiamo, i monumenti che abbiamo nella città di Venezia. Da un'altra parte le valli da pesca e tutta la laguna, non solo le valli da pesca, ma tutta la laguna veneta, viene vivificata e mantenuta in biodiversità dall'afflusso di acqua dal mare. Per cui l'acqua alta famosa entra nelle valli da pesca e in laguna e migliora questi ambienti perché dà dei cambi d'acqua, eccetera. Per cui è una specie di testa con due facce. Da una parte c'è difendere Venezia, dall'altra parte difendere le lagune. Diciamo che si può arrivare a un compromesso, è una mia idea, si può arrivare a un compromesso chiaramente azionando il Mose nei momenti veramente necessari e non in continuazione, ma mi sembra che stiano facendo questo, cioè proprio quando c'è una vera acqua alta importante che può danneggiare la città di Venezia. E questo dobbiamo dirlo grazie anche a questo supporto che hanno dato per fortuna e sono stati ascoltati quelli che se ne intendono, quelli che sanno di cosa stanno parlando. E questa è l'importanza, anche la politica dovrebbe ascoltare gli addetti ai lavori, forse se li avessi ascoltati di più non saremmo arrivati a questo punto, perché ne abbiamo di seri. Pensate che adesso danno la colpa, qualcuno vorrebbe dare la colpa agli ambientalisti di quello che è successo, perché qualcuno dicono sempre di no a tutto.
se si spiegano anche quali sono i no e quali sono i sì, forse ne verremo fuori, perché è troppo facile sparare nel mucchio. O sbaglio, Boldini, cosa ne pensa? Ecco, lei che vive nel silenzio, nella natura e rispetto di queste popolazioni autoctone che capiscono l'importanza del rispetto dell'ambiente. Prego. Sicuramente, soprattutto in questo caso, appunto esistono queste due esigenze di preservare da un lato un'opera d'arte, però appunto sicuramente tutte le cose è possibile farle sempre in maniera sostenibile, magari alle volte meno conveniente. La convenienza viene meno nel momento in cui dobbiamo fare le cose in modo più sostenibile, però posso dire che ho notato della sensibilizzazione e ho partecipato a un progetto nel momento in cui lavoravo come biotecnologo sull'impatto del Mose sulla popolazione di vongole a Venezia. Quindi posso dire che sono stati fatti degli studi per valutare l'impatto. E non ho portato avanti questo progetto a lungo a sufficienza per ottenere i risultati, però posso dire che del lavoro è stato fatto, insomma, per valutare fino a che punto andasse ad incidere questa infrastruttura. Ma soprattutto quello che io volevo mettere in evidenza, che queste manifestazioni anche di protesta, ecco, e soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente, vengono fatti dai giovani, sono loro che protestano in maniera delle volte anche molto forte, molto anche contestabile conforme la si vede, però sono loro che scendono nelle piazze, sono loro che veramente credono nell'ambiente e vogliono un ambiente più sano, più pulito, e forse amano anche il silenzio. Cosa dice Doimi? Sì, chiaramente i giovani sono molto importanti, ma in tutto chiaramente, non solamente nel settore ambientale. La sensibilità va creata proprio nelle scuole. Quando io parlo per esempio di valli da pesca, molti ragazzi, ed è veramente paradossale, pensano che siano degli ambienti dove si va a pesca con la canna da pesca, cioè, e magari abitano qui vicino. Dunque l'educazione ambientale, in questo caso, nel mio caso particolare, ma comunque qualunque, passa chiaramente nell'insegnamento, scuola, educazione, eccetera, e chiaramente si manifesta dopo anche in un'azione in piazza. Perché la dimostrazione, io mi ricordo quando ero io a scuola, si andava nelle piazze, si facevano le assemblee, eccetera, eccetera. Questo però va contro molte volte anche a una paura che hanno i giovani di esporsi. C'è anche in questo caso questa doppia funzione. Da una parte entrare a contatto e manifestare per cercare di smuovere una specie di una specie di letargo, diciamo, culturale che forse anche volutamente viene proposto, e dunque cercare di muoverlo, e da un'altra parte però farlo in maniera che sia giusta, che sia che porti a un risultato, che non sia solo la contestazione a sé stante. E questo è molto importante, perché se non cambiamo qualcosa non è che andremo avanti molto. Cioè, questi effetti, come abbiamo visto in Emilia Romagna adesso in questi giorni, ce ne saranno sempre, per cui sempre di più, per cui dobbiamo cambiare qualcosa, questo sicuramente. Però il cambiamento potrebbe essere stato messo in atto, e come ripeto, se qualcuno che è nella stanza dei bottoni, sia a livello comunale che a livello provinciale, che a livello regionale, che a livello nazionale, avesse preso in considerazione l'urbanistica. Questa parola che fino a pochi anni fa si sentiva quasi niente, non si sapeva neanche, però che quasi tutti i sindaci si tenevano per sé, perché voleva dire piani regolatori. Eppure l'urbanistica
ti dà il là per capire come costruire, dove costruire e cosa fare. Ecco, perché non si è capito l'importanza di questa parola, il significato di questa parola che era in mano ai comuni, è in mano alle province, alle regioni e a livello nazionale. Delle volte sindaci che non si capisce cosa capivano loro di urbanistica, anche se spesso si diceva ma ci sono i tecnici, sì, andiamo a vedere e basta sentire adesso quei fondi del PNRR che non abbiamo i tecnici che riescono a portare avanti i progetti, non tutti perché ce ne sono di bravissimi, per carità, se una che non spara nel mucchio sono io, però cioè, fa molto pensare. Ecco, cos'è che la preoccupa di più Doimi? Sì, beh, a parte che, ripeto, io sono biologo, per cui di urbanistica quello che mi interessa è proprio l'impatto urbanistico nella biologia ambientale. Una cosa che però ho capito bene durante i miei anni di attività, che qualunque azione che viene fatta, che deve essere fatta, deve essere preparata bene da un team di esperti. Se c'è il monoesperto, cioè praticamente, non so, si chiama solo un fisico per esempio, e quel fisico viene messo a decidere su una strategia ambientale, qui ci sono dei problemi. Cioè ci deve essere un pool di esperti dove c'è il biologo, il fisico, ci sarà il naturalista, eccetera, eccetera, perché ogni competenza porta il suo contributo e dopo ci deve essere il politico che riceve tutti questi contributi, ci deve credere, cioè non li deve bocciare, ci deve credere e dopo interviene per la collettività. Questa è la strategia. Tutte le volte che c'è invece solo una esperienza portata avanti, c'è qualcosa che non funziona, cioè non si capisce bene e c'è il blocco dopo dell'attività, magari anche fatta, ma fatta in maniera errata e porta dopo dei danni nel tempo. Boldini è d'accordo su quello che ha detto Doimi? Lei è giovane, ha cambiato lavoro, è andato in mezzo alla natura, il silenzio, il rispetto soprattutto per l'ambiente, prego. Sono completamente d'accordo con quello che ha detto il professore, naturalmente. Io nel mio piccolo ho avuto modo di affrontare il cambiamento su di me e quindi su quella che è stata la mia esperienza. E posso dire che appunto il cambiamento non è mai facile, passa per determinate fasi, sempre, e ci sono diverse cose da considerare nell'urbanistica, nella produzione di opere. Come ha detto il professore, è sicuramente fondamentale il lavoro di squadra e il lavoro di più persone. Dopodiché ognuno, se ha la forza di migliorare se stesso e di portare avanti quello che crede, probabilmente questa forza e questo coraggio viene riflettuta anche nei gruppi e nelle situazioni che frequenta. E quindi un miglioramento personale sicuramente porta anche a un miglioramento collettivo. Abbiamo il nostro Rinaldo, poi andiamo in pubblicità. Vai Rinaldo da Venezia. Ciao Mirella, buon Ciao. ospiti. Volevo dirle che è Laguna Veneta, va bene, dove che deve arrivare a Sant'Alasmo, poi 60 ciglia e che andai via tutto quanto. È Laguna, dico 80 anni, la conosco benissimo, la Laguna la rovinava Porto Marghera, una volta che ero in Nuovi, quelle fabbriche di maniera che la butta fuori da 30 anni senza depuratori, perché passavo con la barca 60 anni da mettere in Nuova Venezia, e che era l'acqua rossa, mi ha fatto stragi della laguna, che ancora adesso, secondo il mio punto di vista, è ancora inquinata. Ma è la laguna veneta, con i suoi vittimi, con le sue robe, è una roba stupenda, va bene. E bisogna preservarla. Io ho fatto a cosa come sto biologo che mi piace tanto perché vedo che conosce benissimo la laguna. Finalmente Ciosa, dove che la gente nuove incomincia a diventare l'acqua un pochettino più netta.
ma si scarica di tutto in laguna, non diventerà mai biologica. Ciao Venezia e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie a te Rinaldo, salutiamo anche Venezia, adesso andiamo in pubblicità. E abbiamo in linea la nostra Giusy. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, sono avvilita e preoccupata per i quintali di plastica nei nostri mari. Bisognerebbe eliminare per sempre i nostri involucri plastificati, insomma. La differenziata, poi dobbiamo tornare ai vecchi tempi con le nostre borse di stoffa o altro materiale che non inquini, insomma, per salvare il nostro pianeta. E poi volevo dire al biotecnologico che ritorni qui in Italia da noi a darci una mano per vedere se siamo capaci di risolvere questo problema. Poi Mirella, stamattina ho sentito in Romagna che buttano via quintali tutte le mattine di latte perché le cisterne non arrivano alle stalle, ma perché le strade sono tutte franate. Quintali di latte tutte le mattine buttano via. Una cosa impressionante che è successo. Vi ringrazio. Grazie Giusy anche per ricordare come sta funzionando. Ecco, all'improvviso la natura arriva a gamba tesa, adesso vi faccio vedere io e non ce n'è più per nessuno. Allora, come commentiamo, professor Doimi, quello che ha detto la Giusy, ecco, questa preoccupazione per la plastica, poi parleremo anche di questa anidride carbonica stivata sotto le valli da pesca, un business milionario. Ci spieghi un po' cosa sta succedendo? Prego, professore. Sì, allora riguardo alle plastiche questo è un problema molto grosso che non è solamente italiano ma è un problema mondiale. Nella storia la plastica è stata inventata proprio come un contenitore multiuso facilmente igienizzabile, per cui a contatto con gli alimenti eccetera dava delle certe garanzie di pulizia che inizialmente invece il cartone, il legno e la carta non potevano dare. Questo nella storia. Ma ora ci sono delle nuove tecnologie per cui è possibile produrre dei contenitori che sono completamente biodegradabili e che dunque vanno a sostituire la plastica. Anche in questo caso è importante la politica, perché questo è un cambiamento che comporta dei costi, bisogna aiutare le aziende a convertirsi dalla produzione di plastica alle biodegradabili, eccetera, eccetera. Ma è un problema globale, perché se io lo vado a risolvere in Italia ma non lo vado a risolvere nel paese vicino cambia nulla. E lo stesso anche per gli assorbimenti di CO2. Diciamo che l'Italia può avere a livello internazionale veramente una potenzialità incredibile, specialmente nelle lagune. E adesso entro nel settore proprio degli assorbimenti del carbonio. In pratica cosa è stato visto? No, noi fino adesso la signora Maria che va al supermercato vede la pubblicità impianto un albero e aiuto l'ambiente, aiuto il pianeta. Ora, se andiamo a considerare il nostro bel pianeta, vediamo che la maggior parte è composta di acqua. La terra è una minoranza, è una minima parte, la parte emersa. E dunque, infatti, da tempo i biologi stanno sottolineando che l'albero è importante, ma è importante anche per ridurre l'anidride carbonica qualcos'altro. E noi abbiamo qui proprio nelle nostre lagune. In pratica, brevemente, in maniera molto semplice, durante l'estate le nostre valli da pesca si riempiono di macroalghe, di fitoplancton e di altri organismi fotosintetici. Questi proliferano durante l'estate, quando arriva l'inverno, le stagioni fredde, questi
alghe, parliamo proprio delle alghe, che è l'esempio più pratico, muore, precipita sul fondale. Il fondale è estremamente poco denso, è una specie di sabbia mobile, il fondale della laguna, per cui questi organismi vanno sempre più sotto nel fango fino ad arrivare a delle profondità tali che si decompongono, cioè catturano il carbonio, si decompongono e producono del metano, e il metano rimane stoccato in profondità sotto le valli, e questo meccanismo è irreversibile, perché se qualche buontempone volesse estrarre il metano crollerebbe Venezia, per cui la nostra città di Venezia fa come garante che tutto questo processo sia irreversibile. E dunque l'anidride carbonica presente nell'atmosfera viene stoccata nel sottosuolo, e questo è un processo che è sempre stato. Più la valle viene valorizzata, dunque viene controllata, viene fatta girare l'acqua all'interno e viene dunque gestita dall'uomo, maggiore è questo assorbimento del carbonio e stoccaggio nel sottosuolo. E questo, noi abbiamo questa grandissima potenzialità e pochi lo sanno, infatti io ringrazio di essere qui in trasmissione proprio per lanciare questo messaggio. Attenzione, che qui da noi in Veneto abbiamo un qualcosa che è veramente, veramente unico. Professore, la invito ancora, non si preoccupi, guardi che andremo avanti con questa situazione, qualcuno ascolterà, ecco, questa intuizione che lei ha avuto per sfruttare un processo chimico naturale e tipico, e vedremo anche il video poi che lei gentilmente mi ha mandato. Veramente grazie professore, perché è molto importante, e a casa sono sicura, sono molto attenti a queste cose. Guardate che è una trasmissione che è veramente riconosciuta proprio per l'audience che ha, proprio perché c'è la massima attenzione sulle cose che non si sa. Ecco, se noi non le raccontiamo, a casa non le sapranno mai. Ha ragione lei. Quante volte la invitano, professore, a parlare veramente anche con temi così importanti? Ecco, la politica, ecco, come vede queste intuizioni? Sentiamo prima, se non mi cade la linea, Giacomo da Cavallino Treporti. Vai Giacomo. Buongiorno e grazie dell'opportunità che mi date per parlare. Voglio solo ricordare, io ho quasi 80 anni, sono nato, posso dire, in barca, perché facevamo trasporti. Quando andavo a Marghera a caricare il mangime, per i maiali, c'era un'acqua che pareva caffè. Portavano fuori da Marghera navi di fango e lo lasciavano appena fuori del porto. Quando pescava, la gente pescava i garusoli, parlo in dialetto, erano pieni di quella terra rossa di Marghera, pieni. E adesso cambio argomento. Il discorso delle valli da pesca, il signore che è un esperto, con tutto rispetto, sono andati in crisi quando hanno fatto gli allevamenti a mare, che costano meno della valle da pesca, praticamente vendono i pesci a più buon mercato e le valli sono andate in crisi. E adesso le valli stanno in piedi, diciamo così, perché vanno solo a caccia, per i cacciatori a selvaggino. Comunque, il discorso del Mose, provate a fare un sondaggio a Venezia se sono contenti del Mose o meno, perché è facile parlare del Mose quando si abita in montagna. Bisogna abitare a Venezia, avere più problemi. Il Mose lo hanno rovinato la politica. La politica ha mangiato tutto. Vorrei delle risposte un po' dettagliate, con poche parole, per capirci il volo. Grazie dell'opportunità che mi avete dato. Grazie a te Giacomo, salutiamo anche Cavallino Treporti. Allora, prima di rispondere a Giacomo andiamo a vedere questo video molto importante che ci ha mandato il professor Noemi e poi lo commentiamo anche con Boldini. Raggi caldi provenienti dal Sole colpiscono ogni giorno il nostro pianeta. Molti di questi rimangono in atmosfera provocando il cosiddetto effetto serra e surriscaldando la Terra. Questo è dovuto principalmente al diossido di carbonio.
La presenza in atmosfera di questo gas è in continuo aumento. L'effetto del riscaldamento climatico porta a forti perturbazioni atmosferiche. Ma la Terra può naturalmente assorbire il diossido di carbonio. Un suo esempio è quello che avviene ogni giorno nella laguna veneta italiana. Qui ci sono le valli da pesca, ovvero aree lagunari protette da argini e gestite e controllate dall'uomo. L'attento controllo della qualità dell'acqua e del suo flusso e deflusso verso la laguna esterna consente lo sviluppo di un importante e unico ecosistema. Le valli da pesca si chiamano così perché qui l'uomo da millenni pratica un unico e storico metodo di pesca. In pratica si sfrutta le differenze termiche dell'acqua per favorire un ingresso di avannotti di pesci. In autunno invece esiste un fenomeno opposto. Esemplari grandi cercano di uscire e tramite delle trappole chiamate lavorieri vengono catturati. Questo pesce, per le sue caratteristiche di alta qualità, è certificato biologico. Ma nell'altra laguna ci sono anche attività inquinanti. Attività industriali liberano il diossido di carbonio nell'aria. Il vento lo trasporta sopra la laguna. Qui le molecole vengono attratte dall'acqua salmastra. D'estate, grazie al sole, la fotosintesi clorofilliana consente la loro integrazione nelle alghe e nel fitoplancton. D'inverno le alghe e il fitoplancton muoiono trasportando la CO2 nel fondale melmoso della valle da pesca. Qui avviene un unico e vero processo naturale di stoccaggio del carbonio nel sottosuolo, dove rimane per millenni trasformato in sacche di metano. L'impiego dei satelliti ci consente la sua precisa misurazione. Anche l'uso dei droni, opportunamente equipaggiati, rende possibile il controllo di questo processo. Il loro impiego sopra una valle da pesca rende possibile il calcolo delle aree più attive come assorbimento e quindi preparare dei piani di monitoraggio. Sensori che rilevano la fotosintesi e il carbonio nell'acqua fanno sì che il tecnico possa eseguire i primi conteggi. A terra sono utilizzate centraline che trasmettono i continui dati a un server web, consultabile pubblicamente. La presenza della CO2 a terra e in quota, insieme alle altre misurazioni, rende possibile la determinazione di un indice di assorbimento. Un indice positivo ci dice che siamo in presenza di un assorbimento del gas serra in laguna, mentre un indice negativo indica che assistiamo alla sua emissione in atmosfera.
Ed è quindi il controllo umano della circolazione dell'acqua nella Valle da Pesca veneta che rende questo ambiente unico per la cattura e stoccaggio naturale del carbonio. Tutte le nostre attività hanno un impatto ambientale che può essere espresso come carbon footprint. Un elevato carbon footprint porta al riscaldamento del nostro pianeta. La gestione umana della laguna veneta nelle valli da pesca riduce il carbon footprint. La riduzione del carbon footprint migliora la qualità del nostro pianeta e tutto questo ora si può certificare tramite una norma volontaria chiamata B-Neutral, a cui tutte le attività industriali possono aderire. Le aziende che vogliono volontariamente ridurre o compensare le loro emissioni ora possono comprare dei crediti di carbonio generati nelle valli da pesca. Una tonnellata di CO2 assorbita equivale a un credito di carbonio. Allora, Boldini, come commentiamo questo video? Beh, è sicuramente un approfondimento interessantissimo e l'attività che svolge il professore è sicuramente di estremo valore. Insomma, quindi complimenti. Ha sentito, professore, che sta ricevendo i complimenti, ma sarà anche la risposta che lei darà al nostro Giacomo da Cavallino Treporti. Ma questo video è importantissimo, questo video dovrebbe girare anche negli istituti scolastici, è importantissimo questo. Prego, professore. Sì, io questo che sto cercando di fare, rendere magari l'argomento semplice in maniera che possa essere fruibile anche ai non esperti al settore e capire questa importanza della nostra laguna. Quello che forse andrebbe di più e che io spero che succeda nel prossimo tempo, specialmente ora che è molto importante, è che la politica incominci a capire l'importanza di questi ambienti lagunari, perché finora si parlava solo, come ha detto anche il vostro ascoltatore, di valli da pesca, per l'allevamento del pesce. Mentre invece l'obiettivo adesso è invece l'assorbimento del carbonio, per cui non più il pesce ma qualcos'altro che a mio avviso non dico che è più importante, ma comunque può aiutare questi ambienti lagunari a vivere, perché chiaramente dando questi crediti di carbonio ricevono delle risorse finanziarie utili per poter poi gestire questi ambienti e valorizzarli. E l'ha mandato il video a qualcuno di dovere, professore? No, finora no, l'ho messo sul web. No, professore, indirizzi con nome e cognome mirato, professore, la prego, faccia questo, professore, la prego, professore, che vedremo se hanno piacere di capire l'importanza dell'ascolto di persone molto competenti. Però la mia domanda è anche questa, professore. Ecco, cos'è nel futuro che lei vede che veramente si potrà realizzare? E le dico questo perché la scienza, la ricerca e la tecnologia, veramente la tecnologia ha fatto passi da gigante. Ecco, possiamo vedere delle cose impensabili fino a pochi anni fa. Il problema è investire su questo, ma investire su questo vuol dire investire nella salute pubblica, investire nella persona. Perché qua, sa, professore, si investe sempre sulle strutture ultimamente, questi fondi del PNRR che non si capisce che strade stanno prendendo perché li hanno deviati come i fiumi, ma io penso che dobbiamo capire di investire sulla qualità della vita della persona. È questo che si deve fare, o sbaglio? Sentiamo anche cosa ne pensa Boldini. Sì, sicuramente una cosa che volevo dire è che in effetti è fondamentale che la politica prenda le proprie azioni, le proprie parti, le proprie responsabilità, però quello che penso è che sia anche fondamentale che noi persone, chiunque, abbia la convinzione e la fiducia che
tutto quello che noi vogliamo migliorare sia migliorabile. Perché dal momento in cui ci rassegniamo e quello che ci diciamo è che in effetti sia troppo tardi o sia molto difficile da cambiare, in quel momento non siamo disposti a prendere le azioni e a fare le azioni necessarie per andare incontro a un cambiamento. Quindi quello che penso io è, se ognuno nel proprio piccolo ha fiducia nel fatto di poter migliorare questa situazione, sarà anche disposto a fare a compiere le azioni necessarie, minuscole, piccolissime, compiere le azioni necessarie per migliorare. Questo, indubbiamente, per quanto mi riguarda il mio pensiero, porterebbe anche conseguentemente la politica a prendere le azioni necessarie. Io parto sempre da questo punto di vista soggettivo, personale. Nel momento in cui ognuno migliora, la collettività migliora. Quindi è giusto che la politica cambi. Prima ancora gli individui, i singoli, disposti a fare le più piccole e insignificanti azioni per migliorare la situazione. È vero quello che dice Boldini, ma è anche vero che dobbiamo fare più squadra, più rete, tante piccole azioni, però messe assieme diventa una grande azione. O sbaglio, professore? No, condivido perfettamente quello che ha detto il collega. E la cosa è proprio questa. Sviluppare un'azione diciamo di insegnamento nelle scuole e togliere via questa specie di oblio quasi che si cerca di demoralizzare la persona, no? Per cui non credo più, non credo a questo, non credo a quell'altro. Invece bisogna credersi, si può fare, ci sono tante possibilità per poter vivere meglio in questo pianeta. Dal livello piccolo bisogna passare a un livello di gruppi che fanno delle azioni e poi si arriva alla politica. La politica a quel punto è obbligata ad ascoltare perché la politica poi anche ha bisogno di voti e i voti viene dalla gente, per cui si crea tutto un circuito che può portare a dei risultati. Sì, è vero, però purtroppo vediamo l'astensionismo perché i messaggi che sono arrivati in tutti questi anni, specialmente negli ultimi anni, sono devastanti. Proprio da parte di quella politica che invece avrebbe dovuto ascoltare, avrebbe dovuto cercare di capire che la popolazione ha bisogno di essere supportata con leggi adeguate, con strumenti adeguati, con investimenti adeguati. Purtroppo il business ha superato la decenza ultimamente. Sabato parlavo appunto di questo strumento che è la fragilità. Pur di arrivare, si cerca di arrivare anche alle fragilità, di sfruttare le fragilità per rendere visibile. Capite che io ho detto, io sono con le antenne molto tese per capire dove vogliono arrivare con l'indecenza. Ecco, sfruttare le fragilità sarebbe la cosa più ignobile che si potrebbe fare. Eppure, guardate che se la Mirella lo dice, vuol dire che qualche segnale mi è arrivato e questo non va assolutamente bene. Comunque noi ci crediamo nei giovani, quindi abbiamo avuto un esempio questa mattina con Pierfrancesco Boldini che ha lasciato la sua professione di biotecnologo per andare in Lapponia, vivere nel silenzio, nella natura, con i ghiacciai. A proposito, i ghiacciai come sono? Adesso fa caldo, come si spiega? Spieghiamo anche com'è la situazione, perché se qui i ghiacciai si sciolgono, non c'è più neve, com'è la situazione in Lapponia, paese di Babbo Natale per i bambini? Esatto. Beh, adesso in questa stagione le temperature in realtà sono molto simili alle nostre che abbiamo qui, quindi non c'è più, i fiumi e i laghi non sono più ghiacciati, non c'è più neve naturalmente. Questo inverno c'era molta neve, molto ghiaccio, tristemente è stato un inverno effettivamente più caldo e effettivamente l'inverno più caldo degli ultimi 40 anni, mi è stato riferito dalle persone locali. E quindi questo potrebbe far pensare. E detto questo, le temperature hanno dei cicli e sicuramente stiamo contribuendo a velocizzare questi cicli. Però la situazione... L'importante è essere fiduciosi, in ogni caso.
E mettere tutti quanti la famosa goccia, che se ognuno di noi la mette, ecco, faremo indubbiamente questo mare che può diventare un oceano, perché siamo anche in tanti, siamo pochi ma siamo anche in tanti se ci mettiamo assieme, anche perché io dico sempre che c'è un unico cielo, non è che il cielo sia diviso a pezzi, c'è un unico cielo e sotto ci siamo tutti quanti. Professore, come ci saluta e cosa vuole dire? Il mio saluto dovrebbe essere di cercare di dare ottimismo, perché se si va a guardare adesso le notizie, i disastri, eccetera, porta a un pessimismo, non un ottimismo. Bisogna essere ottimisti perché ci sono tante persone competenti, queste persone competenti dovrebbero iniziare a farsi sentire, battere i pugni e la politica deve fare la sua parte, però se il meccanismo funziona bene riusciamo a star bene in questa terra ed è questo il nostro scopo finale. Ecco, detto questo, ringrazio per questa trasmissione che mi ha dato questa opportunità e spero di aver dato un buon contributo a questa importante nostra regione che è veramente unica. Anzi, grazie veramente professore, grazie, ma si ricordi quello che l'ho detto, lei mandi anche lei questo video a chi di competenza politicamente può aiutarla a portare avanti, perché se poi c'è il famoso detto "mi novò combatta", perché forse bussiamo poco, non riusciamo a buttare giù questi muri di gomma che ci hanno messo davanti, sapendo benissimo che al terzo ci fermiamo, perciò dobbiamo avere il coraggio di oltrepassare questi muri di gomma e di arrivare a faccia con chi di dovere, fare nomi e cognomi se le risposte sono negative. Grazie professore, veramente grazie. Boldini, come ci saluta? Ci vuole un po' di coraggio e fiducia. Queste sono due cose essenziali per migliorare e cambiare. Grazie a Pierfrancesco Boldini, grazie, pubblicità. Sorridendo se ti urlano addosso e con la felicità che li lasci più di sasso, li freghi scrivendo, amando e sognando. Chi ti vuole morto lo freghi vivendo, il casino che fanno lo freghi col silenzio, ti odieranno e tu fregali, tu dagli amore contro e chi è dentro il rancore ti vuole immerso e perso, lo freghi respirando la bellezza dell'adesso. Guarda su in alto verso il cielo, fai battere quel cuore, mettiti presto in salvo da tutto questo elettrocardiogramma piatto e non ascoltarli quelli che non vedono il miracolo, che scappano dal bilico senza un lato comico, per loro tutto a un prezzo pure troppo modico e gli occhi tuoi non parlano e il cuore è solo un muscolo, cerca il caldo e il freddo, non
cercare il tiepido e se davvero hai un sogno corri vai a prenderlo, che forse della vita non sono molto pratico, ma una cosa l'ho capita, che basta sempre un attimo, che forse della vita non sono molto pratico, ma una cosa l'ho capita, che basta sempre un attimo, che basta sempre un attimo. E prima di presentare questi due graditissimi ospiti do la parola a Maurizio da Arres, se no mi cade la linea. Vai Maurizio! Ciao Mirella, ciao. Saluto te intanto e tutto quanto lo staff di Rete Veneta e i tuoi ospiti. Complimenti comunque al video che avete appena messo in onda, è meraviglioso. Grazie. No, niente Mirella, io siccome che prima non sono riuscito a prendere la linea per quanto riguarda che si parlava dell'ambiente, del clima eccetera, io mi sono documentato qualche tempo fa per quanto riguarda alle, non so se sei al corrente, delle scie chimiche che naturalmente stanno devastando oltre i cieli, ma anche sta devastando tutta quanta l'atmosfera. Io in un primo momento ero scettico a queste cose, però mi sono documentato su diversi che ne so, video eccetera, e so che ne parlano ancora. Io vorrei che tu dassi, oppure chi nella regia dasse un'occhiata di quante scie chimiche si sono abbattute nella regione Emilia. Cioè è stato un macello, ho visto delle fotografie veramente che fanno veramente spaventare. Comunque quello che voglio dire è questo: il cambiamento climatico dipende anche da quello che viene giù dal cielo, gli aerei che buttano giù veleni e di tutto e di più. C'è chi crede, chi non crede, io purtroppo ci credo, perché non può essere che il clima cambia da un momento all'altro. Comunque questa è la mia opinione. Un saluto a te Mirella, ai tuoi ospiti e a tutto quanto lo staff di Rete Veneta. Buona giornata. Grazie, grazie Maurizio. Tempo fa ne abbiamo parlato di queste scie chimiche con un esperto e diceva che non era proprio così, ma ne riparleremo perché il mondo cambia, si evolve, sentiremo cosa ne dirà qualche altro esperto, perché come dice il professor Doimi bisogna anche sentire varie fonti. Questa mattina sentiremo le versioni di questi due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Aurora Borgolotto,
che è stata una vittima di bullismo, ma ce l'ha fatta, non vedente, che è riuscita, forse grazie anche al supporto della famiglia di questo zio meraviglioso che è Pablo Perissinotto, cantautore. Avete visto questo video con delle parole veramente incredibili, importantissime, che sta girando nelle scuole per far capire che forse il bullismo si può vincere, ma soprattutto alla caparbietà di Aurora, che ce l'ha fatta da sola, se poi naturalmente dice anche col supporto della famiglia, ma da sola sono riuscita a uscire da questo tunnel che è stato il bullismo per me ragazza non vedente. Prego Aurora, presentati. Aurora Borgolotto, eccola qua. Buongiorno, io sono Aurora, ho 23 anni e ora sto studiando psicologia al primo anno della magistrale a Trieste. Vivo a Sacile con la mia famiglia, però per la maggior parte del tempo ora vivo a Trieste appunto per i miei studi. Salutiamo anche Pablo Perissinotto. Pablo, eccoci qua, finalmente mi avevi promesso che avresti portato Aurora. Aurora è qui perché dobbiamo parlare, ecco, di questo bullismo, di questi ragazzini che non si riesce a capire cosa sta succedendo, se è proprio loro la colpa o di qualcun altro che non riesce ad ascoltarli, loro vogliono l'ascolto. Ecco, queste azioni anche violente a volte hanno sempre un significato. Prego Pablo. Sì, buongiorno a tutti. Io ricordo quando Aurora subiva bullismo, era il periodo delle scuole medie, ma ricordo anche la sua intenzione di superare senza clamori questo momento difficile che è durato purtroppo tantissimo, perché stiamo parlando di quasi 3 anni. Ed è bello che oggi, che è riuscita a raggiungere una posizione sicuramente di riscatto sociale grazie allo studio, facendo tesoro anche comunque della vicinanza di molte persone che le volevano e gli vogliono bene, sia riuscita a riformulare quel lutto e a decidere di esporsi in prima persona per raccontare la sua esperienza in modo che abbia, anche per dare un senso a tutto quello che lei ha subito, e quindi con me insomma abbiamo deciso di intraprendere questo percorso insieme. Lei vuole venire con me sul palco per raccontare in prima persona insomma quello che gli è successo, cercando in qualche modo di convincere i ragazzi che hanno adesso l'età che aveva lei allora di desistere da certi atteggiamenti, perché purtroppo sono delle ferite che poi non si rimarginano più. Se invece la ferita fisica che uno si fa facendosi del male dopo un po' passa, purtroppo le ferite che provengono dalla parola, che provengono dalle parole, infatti lo spettacolo si chiama Parole di taglio. Taglio è un metallo pesante tossico, significa proprio questo. Allora salutiamo anche il dottor Piergiorgio Miotello, neuropsichiatra infantile. Buongiorno dottor Miotello, abbiamo una forza della natura qui seduta questa mattina. Grazie, però è vero la determinazione di Aurora, però il supporto della famiglia, questa famiglia sana che la supporta e la fa andare avanti. Prego dottor Miotello. Beh, intanto grazie, buongiorno a tutti. Sono molto contento di poter partecipare e dare un contributo a questa discussione. Non conoscevo questa, come dire, presenza sia della signorina e del suo zio, che in qualche modo insieme entrano sul palco. Mi sembra una cosa estremamente interessante, perché mi permette anche di cogliere un'analogia. Mentre il soggetto che ha un problema, che ha una menomazione, che ha qualsiasi altra condizione che lo rende diverso dagli altri, deve affrontare il palco, perché è lì che poi nasce il bullismo, quando si esce dalla propria famiglia. Bene, mi pare che questo dica che proprio come per essere oggetto di bullismo bisogna necessariamente entrare nel mondo, loro hanno deciso di portare loro al mondo la loro esperienza, per cui questo è molto bello e mi piace molto questa occasione di poter anche approfondire questo tema. Allora, la mia domanda è anche questa, dottor Miotello, ma sono proprio così cattivi questi ragazzi? Sono fuori di testa o li abbiamo mandati fuori di testa? Queste azioni che
leggevo, purtroppo Aurora ha provato sulla propria pelle, ecco, con questo problema. Oltretutto è una ragazza che non vedeva, che aveva dei problemi di vista, però che ha saputo andare avanti. Questa forza nel DNA di Aurora a superare momenti anche terribili. Io dico sempre, dottor Miotello, che il bullismo c'è sempre stato. Chi è che non l'ha provato a scuola, che non l'ha visto? Certo, adesso i social amplificano veramente in maniera incredibile quelle che sono delle azioni che veramente potrebbero essere anche sminuite, non dare quel risalto a certe cose che tutto sommato ci sono sempre state. Ecco, io sono convinta che l'arma devastante sono i social. Cosa ne pensa, dottore? Beh, assolutamente. È vero che tutti quanti, specialmente in adolescenza, cioè quando adesso, voglio dire, si passa dalla scuola primaria alla scuola media, tutti abbiamo fatto i conti con quello che era una coincidenza, cioè noi uscivamo dalla famiglia, affrontavamo le medie allora come fosse l'entrare un po' nella società, e lì dovevamo fare i conti con i giudizi, con le prese in giro, con qualche epiteto che ci veniva dato. Lì era quell'esperienza, ma adesso pensiamo che entrare dalla scuola primaria alla scuola media oggi non è come allora, che si consumava all'interno del proprio ambiente, della propria contrada, della propria ricreatorio. Adesso quando si entra nel mondo dei social, siamo nel mondo più grande possibile immaginabile, per cui tutto quello che allora succedeva in seno a questa piccola realtà locale adesso viene amplificato con tutti i modi possibili e immaginabili. Certamente l'esperienza è chiaramente cambiata, ma ci sono una serie di variabili che giocano in maniera importante. Non è solo che il palcoscenico è aumentato a dismisura, è che è possibile dire tutto quello che vogliamo senza magari renderci conto delle conseguenze di quello che possiamo dire e possiamo far male nel dire soprattutto. E poi c'è anche questa grande libertà di poter dire qualsiasi cosa, che viene spacciata come un segno di miglioramento, che siamo diventati più grandi, ma c'è anche questo ulteriore elemento che porto nella considerazione, questa assuefazione a situazioni di attacco a chi è diverso, a chi non ha un potere contrattuale come gli altri, a chi palesemente nel modo suo di essere si configura come quello che non va, che ha qualche problema. Bene, questa assuefazione per cui si accettano anche certe cose è un ulteriore elemento che va a giocare a sfavore di quelli che sono appunto questi atti di bullismo. L'ultima statistica sul bullismo, che è stata presentata dall'Istat nel 2015, dice che almeno un bambino su due è oggetto di bullismo, per cui è un dato veramente importante. E il bullismo, in questo senso qua, riferito alla disabilità, è certamente un incrocio pericoloso. Sono due cose che si mettono insieme e che portano qualche volta a situazioni molto difficili, perché insomma il disabile, il diverso è per eccellenza quella che potrebbe essere una vittima designata. Aurora, come commenti le parole del dottor Miotello? Ecco, ti ritrovi su quello che dice il dottore? Beh, sicuramente sì, nel senso che probabilmente c'è ancora molta strada da fare nell'accettazione della diversità, di qualsiasi tipo di diversità, che sia essa una disabilità o qualunque altra. E poi sicuramente nel periodo adolescenziale ancora di più, nel senso che diciamo che tutti quanti i ragazzi, almeno per la mia esperienza, cercano comunque di omologarsi, cercano di seguire quel ragazzo, quella ragazza che detta un po' le regole, e seguendoli pensano quindi di essere migliori, di migliorarsi. E purtroppo però questo può essere buono nel momento in cui chi fa da leader è un leader positivo e quindi sprona la classe, sprona il gruppo, però come nel mio caso è stato negativo,
perché molti dei ragazzi con cui io passavo il mio tempo alle scuole medie non hanno fatto nessun atto di bullismo, solamente sono rimasti indifferenti, sono rimasti a guardare, non hanno parlato, e questo è un atto di bullismo a sua volta, nel senso che ci sono alcuni che hanno ovviamente compiuto le azioni, detto le parole cattive che a me hanno ferito, ma anche tutti gli altri che si sono fermati solo a guardare, non hanno agito, non hanno reagito, hanno anche loro contribuito a compiere quelle ferite. Sono d'accordo, Aurora, su quello che dici, pienamente d'accordo. La mia domanda è anche questa, Aurora. Tu non ti sentivi sola in famiglia, anzi, ti sei mai sentita proprio sola in classe? Ecco, questa scuola che invece di supportarti, specialmente questi compagni si prendevano con la tua fragilità, ecco, anzi diventava un vanto che ti faceva più male, e se eri talmente brava perché eri brava dicevano che ti aiutavano, che era dovuto perché ti aiutavano, non perché tu eri di tuo brava, di tuo che studiavi e che riuscivi a fare ed avere determinati voti, perché loro non riuscivano, però questa fragilità loro la strumentalizzavano. Pablo, cosa vuoi dire? Ecco, questa ragazza quando ritornava a casa come la vedevate? Com'era Aurora quando rientrava a casa in questo ambiente protetto dove prima invece non si sentiva protetta? Sì, ricordo che al tempo me ne parlava mia sorella, quindi la mamma, perché ovviamente lei aveva anche delle difficoltà di esporsi, forse perché aveva l'esigenza proprio di dimenticare magari anche all'interno dell'ambito familiare quella situazione. La cosa che a noi ha sorpreso è stato appunto l'indifferenza dei compagni di classe, che hanno in qualche modo coperto e tutelato quell'atto di violenza, no? Invece di respingerlo, di creare una resistenza. E devo dire anche, come solito, quando ci sono atti di bullismo che non riguardano mai solamente la vittima e gli artefici e i carnefici, ma riguarda anche appunto i cosiddetti ignavi, quelli che guardano non fanno niente, ma riguarda anche i genitori di tutta la classe che cercano di minimizzare perché hanno paura che poi possa perpetuare anche uno stigma verso il loro figlio violento o il loro figlio indifferente che possa durare nel tempo, quindi magari compromettere un po', no, l'immagine del figlio. Può riguardare anche i professori, che in questo caso specifico Aurora mi ha garantito che invece sono stati molto vicino a lei, ma che comunque non sono riusciti a contenere un fenomeno di violenza che è durato veramente tanto, perché insomma è durato fino a che lei non ha deciso poi di cambiare scuola o cambiare classe. Quindi appunto sottoscrivo un po' quello che lei dice. Allora, dottore, ci spieghi lei è un neuropsichiatra infantile, ma è mai possibile che questi 4 bulletti, perché alla fine sono pochi rispetto, diciamo, i bulletti coraggiosi, quelli che fanno l'azione, ma noi dobbiamo guardare anche chi c'è alle spalle di questi bulletti che si espongono, che diventano i capi di questi gruppi infernali poi, perché come diceva Pablo, anche chi assiste, il famoso palo, c'è chi ruba e c'è il palo, ecco, questi sono dei pali ma importanti per i bulletti, perché loro sanno di essere circondati da questi ragazzi che li proteggono in qualche modo, nel silenzio, nell'omertà. E questi insegnanti che io ho parlato l'altro giorno con un dirigente scolastico, hanno detto: Mirella, lei non sa quanta fatica parlare con i genitori, non vogliono ammettere, se noi diciamo di fare un percorso a questo ragazzo, dicono: ma mio ragazzo è normale, mio figlio non ha bisogno di certi percorsi, ma non è perché suo figlio è normale, facciamo il percorso assieme, vediamo cosa c'è. No, non se ne parla proprio. Capisce che c'è una protezione, un'omertà che ormai ha superato i limiti. Loro non possono sempre averla vinta e vincere, perché tanto non mi faranno niente, perché tanto i miei genitori mi proteggeranno, i professori non contano niente, basta vedere le azioni che fanno anche contro gli insegnanti. E soprattutto, mi scusi dottore, la mia impressione è che forse abbiamo parlato poco di inclusività.
Lei pensi che ho avuto un rappresentante della consulta provinciale che quando a un tavolo con tutti i CEOD gli ho detto sapete cosa sono i CEOD, spiegami, la risposta è stata residenza per anziani. Capisce quanto lontana è la parola inclusività, il conoscere la fragilità, non il diverso, le fragilità. Ecco, forse anche questo abbiamo fatto poco per capire e forse questa fragilità è dovuta anche a questo, o sbaglio? Allora, il tema è certamente molto stimolante, ma un primo dato che credo sia opportuno richiamare è quello che veniva detto prima da Aurora e dallo zio. Il bullismo e l'esperienza di essere vittima di bullismo non è mai un'esperienza locale, non è mai l'esperienza di Aurora e basta, è l'esperienza di un gruppo, cioè il bullo si muove all'interno di un gruppo e ha bisogno del gruppo perché altrimenti la sua azione non verrebbe ad avere quei risultati che lui si aspetta. Per cui certamente il contesto è un contesto fondante. E allora se in questa logica, se noi andiamo ad allargare la visuale, noi troviamo chi assiste e non fa niente, il genitore che sta alle spalle, che si vergogna o che tende anche lui di nascondersi, il genitore del bullo che tende a non riconoscere. Ci sono tutta una serie di dinamiche, insomma, che si attivano, che poi vedono anche il corpo insegnante, ma che in ogni caso sono quelle dinamiche che vediamo in altre situazioni che non sono chiaramente di bullismo. Pensiamo ad esempio ai bambini discontrollati, i bambini che hanno una difficoltà di comportamento, che creano un grande disagio. Bene, ci sono tutte delle dinamiche nelle famiglie che sono oggette di queste situazioni, che hanno il figlio di questo tipo, e anche le famiglie che hanno invece i bambini oggetti degli attacchi di quest'altro bambino. Che cosa significa questo? Che la lettura di quello che sta succedendo è una lettura sempre molto personale. Per me quell'atto è drammatico, per un'altra famiglia invece è giustificabile. In ogni caso ciò che conta a questo punto credo sia questo: dobbiamo entrare in una dimensione in cui il fatto passa dall'essere un fatto isolato a essere un fatto in cui tutti c'entriamo, in cui tutti quanti dobbiamo prendere posizione. Cioè non è possibile essere assenti, essere invisibili, essere muti o in qualche modo non preoccuparsi. Ci deve essere una preoccupazione condivisa che passa dalla famiglia alla classe e all'insegnante. Questo dunque è un atto che noi vediamo mancante o perlomeno difficile generalmente, e questo è molto comprensibile. Ma se dobbiamo essere capaci di affrontare le situazioni di difficoltà come è questo, come il bullismo che rappresenta l'apice di un'indifferenza, di una mancanza di riconoscimento, questo deve essere fatto in un'ottica di corresponsabilità. È un aspetto di cui io, insegnante, io genitore del soggetto bullizzato o io genitore del soggetto che fa questo, siamo tutti quanti ugualmente chiamati a un atto di responsabilità, a un interrogarci, a un cercare di condividere, a un cercare in qualche modo di capire, di mettere insieme e poi anche di fare delle operazioni per cercare di superare questo problema, che sono operazioni del momento, ma devono essere chiaramente operazioni che si dispiegano nel tempo e che naturalmente chiedono anche un lavoro prima, per cui prima tutto quello che significa educazione alla differenza, educazione all'inclusività, conoscenza della disabilità, conoscenza delle dinamiche, capacità di vedere nel mio studente una persona che ha dei punti di forza e dei punti di debolezza su cui io adulto posso intervenire. Ebbene, questa corresponsabilità, questa azione di condivisione è assolutamente necessaria sia nel momento dell'attacco, ma sia dopo, ma assolutamente anche prima. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Buongiorno. E anche a tutti gli ospiti e tutti gli spettatori, diciamo. Che cosa servono i giovani in Italia? Non servono a niente, sono un impeachment, un impiccio. Io mi ricordo tempo fa, quando c'era un ministro dello sviluppo, che quando gli dissero: ma signor ministro, ma guardi che abbiamo 100.000 giovani che vanno all'estero, perché cosa vuoi che me ne frega di questi qua? Sono tutta gente, sacchetti a perdere, non ci servono. Praticamente in Italia i giovani non servono.
È inutile che la gente si sposa e fanno figli, non servono a niente, non gli dai il valore ai giovani. Io ho fatto a 18 anni, ho fatto il militare, ero fiero a fare il militare, perché dico, manco male che l'Italia ha bisogno dei giovani quando andiamo a fare il militare. Adesso i giovani non servono a niente, proprio guarda, butta là, c'è lavoro, ma che lavoro? Ma noi vecchi, parlo per me chiaramente, cosa lasciamo ai nostri giovani? Niente. Guarda l'atmosfera, guarda, piove, e c'è allagamento, 5, 6, 7 miliardi di danni. E i nostri giovani vanno a sbadilare il fango, i nostri giovani, i nostri ragazzini, mentre i nostri onorevoli sono là a Roma, addirittura una era in Giappone a vedere i filmati di quello che succedeva in Emilia Romagna. Questa qua è l'Italia, questa qua. E poi dopo si parla di bullismo, ma per forza, ma non c'è nessuna regola, non c'è nessuna autorità italiana, ma non ha un governo l'Italia, non è governata l'Italia, è, come si può dire, è un paese che sembra quasi vivere in una giungla, uno vive, sopravvive, o se no cosa fa? Niente. Non riesco a capire per quale motivo c'è il problema, perché cresce il problema dei giovani, quando i giovani dovrebbero essere la risorsa del paese. Invece in Italia i giovani è il paese, è la palla al piede per il paese i giovani. È un controsenso, non lo so. Guarda, noi si ragiona perché c'è il bullismo qui e là, ma bisogna cambiare tutto, ma bisogna cambiare magari una roba grande. L'altro giorno i giovani erano in piazza con le tende, mi ricordo, perché per il caro affitto. Poi basta con le tende, perché anche Zelensky, porco cane, viene anche Zelensky e dopo un po' arriva l'alluvione. Non c'è un paese, qui è un paese sempre in emergenza. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio. Aurora, ecco, come interpreti anche le parole del dottor Miottello e questa riflessione che ha fatto Antonio su quella che è la dinamicità del nostro paese, il modo di comportarsi, di agire, specialmente da parte della politica, la politica che dovrebbe tutelare di più in senso lato, a 360 gradi, comunque le fragilità che sono tantissime. Prego. Allora, sicuramente sono tutti temi molto complessi e io credo che non basterebbe forse neanche un mese per parlarne, insomma, non è un caso che questi temi vengono toccati da molti anni e verranno toccati per molto tempo ancora. Nel mio piccolo io posso dire che sicuramente sono qui a raccontare un'esperienza che per me è stata molto forte, che mi ha creato delle ferite, ma dopo questa esperienza ho avuto la fortuna, e anche durante in realtà, di incontrare degli altri giovani, dei miei coetanei, che invece mi hanno C'è un ritorno in studio delle parole di Aurora, per cortesia. Prego, prego, Aurora. Che mi hanno voluto bene. Per me è fondamentale durante questi 3 anni di bullismo, oltre la mia famiglia da cui tornavo a casa, oltre gli insegnanti che sono stati fondamentali, è stata quella che ancora tutt'oggi è la mia migliore amica, che è stata presente durante tutti quei 3 anni e che appunto poi la nostra amicizia si è rafforzata ed è ancora molto forte. E poi anche dopo quell'esperienza io ho conosciuto e ho creato legami molto forti con altri giovani, altri miei coetanei, che al contrario di quelli che avevo incontrato durante il periodo delle medie mi hanno inclusa sia nel gruppo classe che nel gruppo amicizia, sia all'interno della scuola che al di fuori, e non mi hanno fatto sentire diversa, perché in realtà quello di cui io, come altri ragazzi che conosco che hanno una disabilità, abbiamo bisogno semplicemente di sentirci normali, perché siamo normali. Io detesto il termine normalità, però è un termine che viene molto usato
E quindi oggi lo voglio usare anch'io. Normali non significa omologati nel mio caso. Normali significa semplicemente che facciamo le cose che fanno tutti. Andiamo a scuola, studiamo, troveremo un lavoro, lavoreremo, usciamo con gli amici, andiamo in discoteca, andiamo a ballare, andiamo in viaggio. Anzi, probabilmente ci piace fare anche di più di quello che fa qualcun altro, proprio perché ci piace vivere la vita a 360 gradi in tutto e per tutto. E quello di cui abbiamo bisogno è che le altre persone conoscano la persona e non la disabilità, non il fatto che non vediamo. Certo è una parte di noi, però abbiamo molto altro da trasmettere e io ho avuto e ho la fortuna anche oggi di conoscere dei giovani che hanno la mia età, che hanno voluto apprezzare, che hanno apprezzato la persona che si chiama Aurora e che ha tante caratteristiche da offrire, con anche i suoi difetti chiaramente. Quindi secondo me la massima inclusività è sì far conoscere la diversità, far conoscere la disabilità come tutte le altre forme di diversità, se così vogliamo dire, che ci sono nel mondo, però è proprio dire ok sì, io non vedo, ma tu hai i capelli castani, tu hai gli occhi verdi, ognuno ha le sue caratteristiche che sono soggettive e sono proprie, però non è che perché una persona ha gli occhi verdi la trattiamo in modo diverso o perché non sa giocare a calcio la trattiamo in modo diverso. Secondo me è questo l'obiettivo e da molti giovani miei coetanei che io sto conoscendo e ho conosciuto questa cosa c'è. E questo è il messaggio che bisogna trasmettere, che io voglio trasmettere. Pablo? Sì, sono emozionato da quello che dice mia nipote e io ho intuito questa sua forza, questa sua necessità che è arrivata in un momento di grande maturità anche, quindi in un momento in cui è riuscita a superare, prima ho usato il termine rielaborare, insomma, siccome lei è una persona estremamente sensibile, l'ha portata poi a questa scelta, insomma, di mettersi a disposizione della socialità. Quindi sono ben contento e appunto mi emoziona perché sentirla parlare così adesso è veramente ha un impatto emotivo, secondo me, molto forte, che mi rende orgoglioso di lei, insomma. Io però quello che ho sentito, vorrei sentire anche cosa ne pensa il dottor Miotello, è che questa ragazza, tra le tante cose belle che ha detto finalmente mi sono sentita accettata, mi sono sentita libera proprio dai ragazzi, perché è là che loro vogliono andare a parare, sentirsi tutti assieme, tutti uguali. Capite bene che ci fa capire che c'è un altro mondo di ragazzi, di giovani, che forse prima non riuscivano ad avvicinare Aurora perché c'era questo muro di gomma, ecco, questa paura di aiutare magari Aurora perché c'era questo gruppetto con questo buletto che impediva. Ma nel momento che hanno visto la grinta, la caparbietà, la voglia di dire guardate che io sono Aurora, io mi chiamo Aurora, forse lei ha aiutato a capire che forse anche loro dovevano fare un passo in avanti, che è quella dell'inclusività, o sbaglio, dottore? Cosa dice? Credo che quello che ha detto Aurora sia estremamente importante. Penso che questo sia anche frutto della sua situazione personale. Probabilmente lei, non avendo questo dono della vista, è in grado di riflettere in maniera diversa da quella che è, in maniera più propositiva di quello che può fare un altro. Però di fatto la sua esperienza è importante anche nella misura in cui lei è stata attrice di questo cambiamento. Lei è, tra virgolette, anche fortunata perché avendo una sua spiccata, evidente capacità di introspezione e anche di poter comunicare quello che prova, quello che sente, questa è una dote che permette questa azione che lei ha fatto così bene di far conoscere il suo problema agli altri. Per cui il fatto di permettere ai cosiddetti normali, come lei li chiamava,
di entrare in contatto, di guardare in faccia l'altro, perché l'altro si riesce anche a farsi vedere, questa è un'azione assolutamente necessaria. Tutti i cosiddetti diversi o diversamente abili o atipici, come li chiamiamo noi, hanno anche e possono avere una facilità nel far capire chi sono e come funzionano. Questo rappresenta un punto importante, perché questo significa passare dal pregiudizio, dalla falsa idea, da quello che mi fa sentire questa diversità, a quello in effetti che è Aurora rispetto al suo problema, rispetto a quelle che la rende in qualche modo su alcuni ambiti non abile come gli altri. Per cui la condizione per un cambiamento è anche questo, quella di poter mettere in contatto degli altri la propria storia. Questa esperienza che Pablo, lo zio e Aurora hanno portato avanti andando a portare uno spettacolo in giro, mi sembra che sia una cosa assolutamente importante. Bisognerebbe che fosse replicata questa realtà che loro portano in giro, perché questo consentirebbe agli altri di vedere veramente quello che c'è dietro al problema. Noi dobbiamo considerare che Aurora non è la sua disabilità visiva, come lei diceva, ma è tutto il suo mondo interno, la sua ricchezza, e di fatto è queste differenze tra chi ha di più, chi ha di meno, che permette a un'orchestra di suonare, di dare il proprio contributo ciascuno, perché il risultato finale sia quello di un'armonia. Se vogliamo parlare di inclusione, c'è un'azione che deve essere pensata da chi vuole essere o che deve essere incluso, e anche da parte degli altri che devono essere disponibili a fare questo tipo di operazione. Noi possiamo essere diversi e contemporaneamente estremamente importanti nella gestione generale dell'orchestra. Ciascuno dà il suo contributo, ciascuno con le sue possibilità o con i suoi limiti, ma al di là del limite è come dire il malato e la malattia, se vogliamo entrare nel mondo della patologia, il diverso da quelli che invece è lui con la sua realtà interna. Insomma, questa azione di guardare oltre, di andare oltre è assolutamente necessaria, ma i soggetti, le persone che hanno delle storie diverse, è importante che escano, che si facciano vedere, che si facciano conoscere, che parlino, che entrino in scena o che possano fare in maniera speciale quello che Aurora fa con il suo zio. Andiamo a vedere anche il prossimo video, Dormi stanotte sul mio cuore, di Pablo, perché veramente è un video molto bello anche questo, che fa capire questo uomo che ce la sta mettendo veramente tutta. Sto parlando di Pablo Perissinotto, per cercare di parlare anche di inclusività, o sbaglio Pablo? Allora andiamo a vedere il video, poi lo commentiamo. Attention please. Please do not smoke. Ma quanta paura fa il mondo oltre a quella porta. Vedi, lui mica lo sa, e anche a dirglielo non ti ascolta. Gli piace urlare e giudicare, decidere già che cosa sei. Ti chiama goccia e tu sei mare, e gioca a 1 contro 6, ma se solo ti avvicini e se ascolti almeno un po', sentirai che qui c'è un cuore
non è molto, forse niente, ma è una casa qui per te, perché tutta quella gente, quando è notte, poi dov'è? E allora ascolta questo suono impercettibile, rumore che fa casino più di un tuono. Dormi stanotte sul mio cuore, ma se solo ti avvicini e se ascolti almeno un po', sentirai che qui c'è un cuore ed è tutto quello che ho. Ma se solo ti avvicini e se ascolti almeno un po', sentirai che qui c'è un cuore ed è tutto quello che ho, ed è tutto quello che ho, ed è tutto quello che ho. Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only... Complimenti Pablo, veramente complimenti. Grazie. Per quello che riesci a esprimere con questi video, con queste parole, ma soprattutto con quello che riesci a portare su questi teatri assieme alla dolcissima Aurora, che diventa lei, come diceva il dottor Miottello, il direttore d'orchestra. Ecco, l'orchestra sono quelle persone che lei impugna in quel momento e che lei dirige, sì, e che gli fa capire dove hanno sbagliato. Qualcuno dovrà pur riflettere su queste parole che anche con il tuo aiuto e supporto riesci a trasmettere, perché sono pulsazioni che tu hai quando ascolti, quando vedi, o sbaglio, Aurora? Sì, allora io penso che non vedendo si possano affinare altre sensibilità, altri sensi, e credo che quindi una cosa che ho acquisito io e sto ancora cercando di acquisire, su cui sto lavorando, è quello di provare a ascoltare gli altri e a mettermi nei loro panni. Io ho voluto prendere parte a questo progetto per due aspetti fondamentali. Il primo perché da qualche anno, soprattutto da quando ho iniziato l'università, questo era diventato un po' un mio sogno nel cassetto e quindi appena mi è stata data l'opportunità di poterlo realizzare l'ho colta al volo. Ma il motivo principale per cui ho voluto raccontare la mia storia è quello che se anche solo un ragazzo ascolta questa storia e sta vivendo in questo momento quello che ho vissuto io qualche tempo fa, può capire che non è da solo, perché la solitudine purtroppo, soprattutto nell'adolescenza, quando non si hanno amici oppure si ha una sola amica, è pesante da vivere. E per quanto la famiglia ti possa sopportare ed accogliere
gli amici nel periodo in cui appunto tu ti stacchi dalla famiglia diventano veramente importanti. Quindi se anche un solo ragazzo potesse dire ok, non sono da solo, da questa situazione, certo la situazione è complicata, è difficile, si sta male, però poi ci si può rialzare, si può andare avanti, io sarei più che soddisfatta. Senti Aurora, quando sei sul palco, cos'è che senti? Ecco, questa vibrazione che arriva, forse per la sensibilità che avete oltre alla nostra, voi andate molto oltre il tatto, la sensibilità, cos'è che ti arriva da questa orchestra che tu stai dirigendo? Ma oggi come oggi io ho a che fare nella maggior parte dei casi con i miei amici, con la mia famiglia, con i miei compagni all'università. Certo che nella vita di tutti i giorni le barriere, le persone che non capiscono che appunto più di focalizzarsi sul fatto che non vediamo, dovrebbero focalizzarsi sulla naturalezza e sulla spontaneità e sulla persona. Però nella maggior parte dei casi io mi relaziono con le persone che mi vogliono bene e quando conosco persone nuove cerco di mostrarmi per quella che sono, di far capire che appunto ho una problematica perché è evidente, non posso nasconderla, non posso far finta di nulla, però che ho anche tanto altro e quindi poi io mi metto in ascolto degli altri, cerco di capire come sono fatte le altre persone andando al di là dell'aspetto esteriore, della superficie, cercando di scavare un po' più in fondo. Chiaramente ci vuole anche del tempo, ci vuole la conoscenza delle persone e come tutti, con alcuni si riesce di più, con altri si riesce di meno. Sentiamo come commenta il dottor Miotello, prego. Insomma, il contributo è veramente molto, molto intenso e, come dire, è molto toccante. Io penso che dobbiamo parlare, quando affrontiamo il tema della diversità o del bullismo e diversità come il tema di oggi, dobbiamo mettere insieme quelli che sono gli aspetti del cuore, indubbiamente, certamente importanti, perché noi siamo in effetti quelle persone che all'aeroporto attendevano gli altri, ma attendevano con una grandissima carica emotiva. Dobbiamo essere insomma persone che si affrontano questo problema, partono dal cuore, ma dobbiamo essere anche capaci di vedere con gli occhi e di conoscere, di entrare in profondità. Certamente le cose si vedono molto con il cuore, però c'è bisogno anche di gente come Aurora che racconti, che dica, che esprima, che faccia conoscere agli altri com'è la situazione davvero unica di ciascuno di noi, anche se è diverso, anche se è atipico, anche se è estremamente originale da creare disagio, imbarazzo su chi è di fronte. Bene, è dunque importante che ciascuno possa dare il proprio contributo, cioè che si alleni a usare il cuore, ad ascoltare il cuore per entrare in contatto con il bullo e la disabilità, ma che anche noi che abbiamo più o meno disabilità accettabili ma non gravi possiamo capire perché qualcun altro ci porta a vedere al di là della disabilità quello che c'è dietro, ci porta a conoscere, ci porta ad approfondire. Abbiamo bisogno insomma di comprendere e di fare ponte, perché in questo modo noi cambiamo e anche siamo più inclusivi e rendiamo in qualche modo il contesto certamente più inclusivo. Il bullismo è sempre un problema di un gruppo e si cala sempre in quella realtà. Se il gruppo è capace di lavorare come un'orchestra, le cose riescono ad essere superate. Se invece si creano barriere, si lavora sul pregiudizio, si lavora sul non detto o sul generalistico, non riusciamo a fare quel cambiamento che è assolutamente necessario. Per cui magari ci fossero altre situazioni come Aurora e Pablo, perché questo significherebbe dare un contributo importante per il cambiamento.
Grazie dottor Miotello, veramente sono parole importanti anche per Aurora, infatti la sta ringraziando, compreso Pablo. Pablo, tu che stai cercando di metterci il cuore e l'anima su queste fragilità, che le stai cercando di portare, ecco, a una visione anche diversa, dove noi possiamo anche conoscere in maniera diversa, guardare, sentire queste parole, ascoltare. Prego Pablo. Allora ringrazio il dottore per un motivo, perché ha fatto degli interventi dove non è apparsa l'ombra della retorica, ed è una cosa importantissima, perché tante volte purtroppo si affrontano certi argomenti sovraccaricando un po' un linguaggio di luoghi comuni, di retorica, questo rende un po' impermeabile ai giovani, no? L'intenzione poi di approfondire. E quello che noi cercheremo di fare proprio in questo spettacolo sarà proprio questo, di cercare di usare anche un linguaggio tra virgolette un po' rivoluzionario, che con la testimonianza attiva di Aurora avrà proprio l'obiettivo, l'intenzione di entrare veramente nel cuore dei ragazzi che ci ascoltano, cercando proprio di superare magari quei termini che un po' superati, retorici, che forse non hanno funzionato finora. Allora guardiamo anche la locandina prima di salutare i nostri ospiti Pablo Perissinotto e Aurora Borgolotto. Andiamo a vedere questa locandina che dice molto sul percorso che stanno facendo, questa locandina Parole di taglio. Perché Pablo? Parole di taglio perché appunto taglio è un metallo pesante, tossico, estremamente dannoso, e sono proprio l'effetto che possono fare le parole, quello di aprire ferite che poi difficilmente si rimargineranno, insomma, se non grazie a un grande sforzo e a un grande impegno come ha fatto Aurora. E queste parole, le parole di taglio, dove le porterai? Allora, noi adesso abbiamo scritto lo spettacolo, io ho fatto un esordio a Varese poco tempo fa, e adesso stiamo programmando un po' il tour. Anzi, io posso fare un piccolo appello: se qualcuno fosse interessato allo spettacolo o volesse anche magari raccontare la sua esperienza come Aurora, essendo uno spettacolo, diciamo così, modulare, che può includere anche tante storie, ed è questa la nostra intenzione, può scrivere tranquillamente a una casella che si chiama bulloni.teatro@gmail.com. Ripetilo per cortesia. bulloni.teatro@gmail.com. Sarò io personalmente ad accogliere le richieste di informazioni, o anche ad accogliere le persone, i ragazzi, quelli che stanno vivendo, e proprio magari con Aurora cercheremo di intervenire, dare un supporto morale, un consiglio. Perché come ha detto il dottor Miotello è molto importante, ecco, trasmettere questo e soprattutto avere tante Aurore. Aurora, come ci vuoi salutare? Aurora prossimamente con altre Aurore, allora. Prego. Innanzitutto ringrazio il dottore, lei che ha voluto che io venissi qui, e mio zio che mi ha per primo fatto la proposta di questo progetto, perché senza di lui non avremmo iniziato questo percorso. Poi quello che io voglio portare avanti è il fatto che appunto chi sta soffrendo di bullismo in questo momento possa capire che purtroppo è un momento che bisogna affrontare, che assolutamente non è semplice, non è facile, però che si può anche andare oltre e si può poi diventare delle persone mature, più consapevoli, sicuramente con delle ferite che si impara a gestire, a conoscere, ma che del tutto non si chiuderanno mai. Però questo può diventare anche una risorsa. Il fatto di conoscere questo evento, questo episodio può farti crescere, può farti maturare e avere delle consapevolezze diverse che poi sicuramente ti potranno aiutare nella tua vita futura. Allora ringraziamo anche la nostra Aurora Borgolotto, ringraziamo veramente tanto anche il dottor Pier Giorgio Miotello collegato con noi da Rosà. Voleva aggiungere qualcosa, dottore?
No, grazie, penso che è stato detto molto e sono molto contento di come è andata la trasmissione, del contributo di tutti, molto bene, grazie. Grazie a lei dottore, grazie anche al nostro Pablo Perissinotto, veramente che ha visto molto lungo, è andato oltre per far capire l'importanza dell'ascolto e di guardare veramente in faccia questa diversità che vuol dire inclusività. Grazie, pubblicità. E anche questa mattina leggeremo degli articoli della nostra Costituzione italiana prima di presentare un altro ospite gradito. Allora, articolo 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Articolo 20. Il carattere ecclesiastico, il fine di religione o di culto di un'associazione o di istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. E anche questa mattina abbiamo letto degli articoli della nostra Costituzione italiana molto importante da conoscere, ma adesso vi presento subito un altro gradito ospite. Parleremo di tutta un'altra cosa ma importante, parleremo degli ori di famiglia. Abbiamo Nicola Mainardi, titolare esercizio Compro Oro di Mestre. Buongiorno Mainardi, buongiorno. Anche a Treviso. Allora, ori di famiglia, boom di vendite, sempre più gente è in crisi. Per non toccare il conto corrente si preferisce rinunciare ai gioielli ereditati, c'è chi lo fa per pagare le bollette ma anche per andare a farsi una vacanza. Prego Mainardi, si presenti perché è molto importante quello che lei dirà. Certo, grazie. Io sono Nicola Mainardi, sono titolare di 2 attività commerciali site in Treviso e Mestre, di ex gioiellerie che svolgevano soltanto l'attività di gioielleria che da un paio d'anni si sono trasformate in Compro Oro. Quindi in Compro Oro perché abbiamo visto la necessità da parte dei nostri clienti di voler monetizzare, di voler vendere gioielli anche che non indossano più, spesso per tirare avanti perché non si arriva a fine mese o per aiutare i figli o per acquistare una macchina, visto anche l'incremento che ha avuto l'oro come tutto. Adesso che prezzi abbiamo, Mainardi? Adesso siamo per l'oro fino ha toccato i 60 euro al grammo, mentre l'oro quello più importante che interessa a noi, quindi i gioielli di oro 18 carati, siamo a 40 euro al grammo, prezzi netti. E, diciamo, essendo un settore particolare che non è molto diffusa la conoscenza, uno si può cimentare in internet, lì ci sono 1000 prezzi, 1000 quotazioni per quello, bisogna sempre controllare che siano catene serie, che ci sia sempre la quotazione online. Molto spesso molti nostri clienti ci dicono che al telefono non riferiscono quotazioni, mentre su certi siti, anche il nostro, insomma, ci sono le quotazioni ben scritte, insomma, ben indicate, ben definite. Allora salutiamo anche Nicola Rossi, presidente Confesercenti Veneto Centrale. Buongiorno Presidente.
Presidente. No, buongiorno. Allora, avrebbe mai immaginato, Presidente, di sentire l'oro a questi prezzi, ma soprattutto le famiglie che vendono questo oro, come è sempre stato fatto? C'era il Monte di Pietà una volta, ecco, poveretti che si rivolgevano a questo per avere due soldini per veramente per pagarsi la sopravvivenza. Ecco, cosa dice Presidente Rossi? Grazie di essere qui con noi. Com'è la situazione? Grazie a voi. Sì, sono cose che ricordiamo dalla storia, vendere l'oro, come dire, di famiglia per tirare avanti. Sì, diciamo che non è come dire, un qualcosa che ci si poteva attendere. D'altronde il problema è che veniamo fuori da tutta una serie di periodi difficili. L'ultimo è stato quello pandemico, ma al pandemico poi è succeduto la crisi energetica determinata un po' da tutta una serie di speculazioni, evidentemente, un po' dalla guerra in Ucraina, da mille motivi, però il fatto sta che i prezzi energetici si sono impennati. L'impennata dei prezzi energetici ha portato a un'impennata anche dei prezzi al consumo, perché tutta la catena produttiva ne ha risentito. Con l'energia si produce, con l'energia si trasferiscono le merci, per cui inevitabilmente c'è stata una notevole... E in più si è pagato un caro prezzo per il gas e per l'energia elettrica e oggi cominciamo a sentirne le conseguenze concrete. Presidente, però quello che veramente fa rabbrividire è che nessuno prende provvedimenti concreti, seri, molte parole. Abbiamo sentito un artigiano che veramente ha usato parole anche molto forti contro la politica in generale, bla bla bla, ma la mia attività dov'è? Avete voluto l'IVA, figli ieri l'altro, e adesso io cosa faccio? Guai se non faccio lo scontrino. Ho detto non farò più uno scontrino, non farò più niente, vergognatevi. Sono parole forti e forse lui ha avuto il coraggio di metterci la faccia, ma che molti artigiani, molte piccole attività la pensano alla stessa maniera, o sbaglio, Presidente? Guardi, la situazione non è facile, la situazione è sicuramente difficile e ci sono poi dei casi abbastanza più complessi di altri. E diciamo che la microimpresa, la piccola impresa è stata un po' trascurata negli ultimi, diciamo, anche 20 anni. Un po' trascurata o azzerata quasi, Presidente? Trascurare vuol dire che poi evidentemente la curva è quella di una riduzione, di portare a difficoltà tali che poi può portare anche alle chiusure. Però c'è un errore di fondo, io l'ho sempre detto, cioè la grande impresa non risolve i problemi. La nostra qualità della vita che noi oggi conosciamo è grazie a quella microimpresa, quella piccola impresa diffusa sul territorio che dà, come dire, dà occupazione, perché se pensiamo ai nostri occupati, oltre che essere di famiglia, non sono dei numeri, sono come i titolari, né più né meno, per cui rinunciare a uno di loro è praticamente impossibile, cosa che invece non esiste. No, questo non è un problema che si pone alle grandi imprese, perché le grandi imprese sono dei numeri alla fine, per cui non si è mai apprezzato anche questo tipo di supporto dato. Se poi entriamo nel mondo del commercio e pensiamo alle piccole imprese, alle microimprese diffuse sul territorio del commercio, che danno una caterva di servizi, non solo quello di erogare merci, ma un presidio del territorio, un servizio agli anziani, un servizio alla famiglia. Questa è la realtà ed è un patrimonio che non possiamo perdere. Ecco perché ci vuole un'attenzione forte. Io non parlo di assistenzialismo, parlo di attenzione. Allora, qui abbiamo proprio una presenza importante che è Nicola Mainardi, è un giovane che si è messo veramente nel commercio, in un commercio anche particolare, anche intraprendo nuovi percorsi, perché non è facile neanche per lui. Ecco, cos'è che incolpi Mainardi alla politica? Ecco, cos'è questa politica? Non c'è stato sostegno, noi ci siamo dovuti appunto trasformare perché il 22% di IVA, le tasse, l'oro che aumentava sempre di più ha portato a non poter più vendere gioielli, già un prodotto che i giovani più di tanto non amano più, ecco.
per quello. Quindi, I giovani non amano i gioielli. Non amano i gioielli, preferiscono spendere 1.000 euro per un telefono, però per l'anello alla fidanzata... O le scarpe magari. Già, esatto, però per l'anello alla fidanzata già infastidisce spendere quelle cifre, ecco. E quindi abbiamo cercato di trasformarci, quindi di non soccombere, ma trasformarci nell'acquisto di preziosi usati per quello. Un'altra cosa, Mainardi, ecco, questi giovani, questo cambiamento, prima all'inizio della trasmissione ho avuto Pier Francesco Boldini, che era biotecnologo e adesso vive in Lapponia, ecco, si è stancato, ha detto questo lavoro non fa per me, devo cambiare, questo è il coraggio del cambiamento che è il giovane rispetto al giovane di una volta, guai perdere il lavoro, abitare nella stessa casa finché te mori, guai cambiare casa, sempre là, sempre stesso lavoro, cosa diranno se mi licenzio? Invece il cambiamento c'è stato sia il maschile che il femminile, avete il coraggio di osare, ecco, di andare oltre anche se c'è un rischio molto grande. Prego, Mainardi. Sì, il rischio è ampio per quello, però bisogna evolversi, se non ci si evolve non si riesce. Ai tempi d'oggi con internet, con tutte queste nuove tecnologie, bisogna avere la forza di cambiare, di vedere cosa va bene e cosa non va bene. Io nel mio lavoro l'ho visto, ho visto i numeri che purtroppo scendevano, gli acquisti che diminuivano e quindi le capacità c'erano e mi sono detto perché non cambiare e fare Comproro. Poi la gioielleria che fa Comproro è anche sempre un po' più ben vista perché è un posto più piacevole, meno brutto rispetto al classico Comproro chiuso con la scritta a suonare dove inserisci i gioielli, fa meno tristezza, anche perché visto il tempo, visto le quotazioni dell'oro, vende gente normalissima, non è gente che è ridotta alla fame, per quello molti hanno questi gioielli ereditati, anche cassette di sicurezza che vengono aperti dai nonni che sono morti e quindi realizzano cifre molto importanti. Ecco, questo è importante, Presidente Rossi, ecco, questo giovane che va oltre, ha il coraggio di mettersi in gioco, ma questo gioco vale la candela? Ecco, del suo osservatorio cosa ci dice, Presidente? Ma diciamo che oggi ci vuole coraggio a intraprendere impresa. Il nostro osservatorio ci dice che le perdite che stiamo subendo sul mercato sono non da poco. Imprese che si avviano o comunque pensano di chiudere, si avviano alla chiusura. Se pensiamo all'inflazione anche di marzo, che oscillava intorno al 7,6%, cioè parliamo di numeri, ed è calata, ma abbiamo avuto picchi di inflazione a 2 cifre, per cui i consumi, cioè chi spende si riduce sempre di più, per cui oggi è veramente difficile. Poi c'è tutta una serie di balzelli burocratici che creano ulteriori problemi. Allora, Mainardi, però quello che preoccupa è la preferenza per gli acquisti online. Risulta particolarmente spiccata per i nati tra il 1981 e il 1996. Il web fa soffrire i negozi tradizionali. In 4 anni hanno chiuso in 52.000. Ecco, cosa sta succedendo? C'è un cambiamento epocale anche in questo? C'è un cambiamento in questo. Ormai i ragazzi giovani guardano tutto online, acquistano online, anche il gioiello chiedono informazioni online, poi magari si recano in negozio. Però tutti abbiamo un telefono in mano, quindi viene spontaneo, se hai bisogno di qualcosa cercarla e cercarla online. Ecco. Noi abbiamo anche una vecchia generazione che continua, però la vecchia generazione sta lasciando il posto alle nuove generazioni. Quindi Presidente, come commenta queste parole di Mainardi? Questo web che comincia a preoccupare anche i negozi tradizionali, che dove una volta era un vanto, adesso devono veramente riorganizzarsi anche loro. Prego. La preoccupazione è notevole, se pensate che durante il periodo difficile del Covid Amazon è arrivata a crescere del 41%, quindi insomma un po' di preoccupazione mi sembra che possa esserci. Poi magari è rientrata un po', ma oggi si attesta sempre su delle crescite che sono sempre a 2 cifre, utilizzando però un sistema che io ritengo ancora
squilibrato nei confronti dell'impresa tradizionale, cioè un sistema fiscale che li avvantaggia e un sistema amministrativo che li avvantaggia. Penso che da un punto di vista amministrativo basta una sola autorizzazione, in quanto si tratta di logistica, una sola autorizzazione in Italia per tutti i centri. Per cui, mentre se un negozio deve aprire in tutte le città italiane o in 10 o in 15, quelle che sono, ha bisogno di 15, 10, 50, 100 autorizzazioni. Sì, è vero questo, però c'è qualcuno che permette questo, perché si parla di sburocratizzare ma non si fa mai, se ne parla, ma chi è che ha messo la burocrazia? Cioè non è che ce la siamo inventata noi, qualcuno l'ha messa, perché anche all'interno della burocrazia diventa un business. Ecco, nella confusione totale c'è qualcuno che ci magna e ci sguazza, o sbaglio, Mainardi? Assolutamente sì, noi abbiamo aperto un'unità locale a Treviso e per aprirla abbiamo dovuto pagare 6 mesi di affitto prima di avere tutte le autorizzazioni, le licenze, sono di sicuro affitti bassi, o sbaglio, Mainardi? No, assolutamente, quindi è un impegno anche per l'imprenditore che si mette in gioco, quindi anche questo ci 6 porta... mesi di affitto? 6 mesi di affitto prima di avere tutti i requisiti idonei. Presidente Rossi sta scuotendo la testa. Presidente, 6 mesi di affitto, capisco 2, ma 6 mesi? Mamma mia. Prego, Presidente, come commenta? Allora, cioè, i problemi sono questi, cioè noi abbiamo sempre lanciato la questione in questi termini, cioè che si facciano tutte le attuazioni, adempimenti, tutto quello che c'è da fare, si ottiene l'autorizzazione, poi ex post si fanno i controlli, ma controlli seri chiaramente, cioè nel senso che vanno controllate tutte è inutile far aspettare, cioè avere dei costi che si aggiungono a costi, perché 6 mesi d'affitto sono tanti. Sono tanti, ma soprattutto anche perché parliamo di affitti e affitti. Ci sono delle città veramente dove abbiamo sentito anche questi poveri ragazzi, ecco, che per studiare devono pagare delle cifre assolutamente assurdi, ma stiamo parlando anche da città dove che invece di ristrutturare e mettere a disposizione queste aree che abbiamo anche molto importanti fanno solo business, o sbaglio? Ma il giovane vive la città, il giovane spende, è lui che spende, o sbaglio? Se i soldi il giovane li fa girare questi soldi. Prego, Mainardi. Sì, assolutamente, insomma, quindi le città un po' stanno anche morendo. Io vedo, non Treviso, ma soprattutto su Mestre, che ormai le città stanno morendo, i negozi sono chiusi. Io ho 3 negozi di fronte al mio che sono in affitto e l'ultimo ad andarsene è un fruttivendolo, quindi è un'attività che in teoria non dovrebbe risentirne così. Stiamo parlando sempre di Mestre? Di Mestre, sì. Quindi, mentre a Treviso la realtà è diversa? A Treviso vedo tutto sommato sì che c'è già più vita, già più negozi, c'è già commercio, mentre a Mestre ormai sta diventando sempre di più la periferia di Venezia, sia come negozi, molti negozi di extracomunitari, ci sono molti CAF, Bangladesh, quindi ormai i giovani stanno un po' scappando da questa città, ecco. Senta Rossi, questo proliferare anche di queste piccole attività, soprattutto sulla enogastronomia, perché si vede dappertutto, basta andare a Venezia, 3 metri quadri, c'è di tutto e di più, ecco, ma funziona? Perché poi noi vediamo che queste attività resistono un piccolo periodo, poi ce n'è un'altra, non si capisce bene, ma che controlli ci sono su queste attività, Presidente? Allora, il discorso di sostituire un negozio d'abbigliamento, faccio un esempio banale, un negozio d'abbigliamento con un'attività di street food, crea uno squilibrio abbastanza. Se noi pensiamo alle nuove aperture, sono locali piccoli chiaramente, e poi la consumazione avviene per strada. Sicuramente qualche problema, diciamo, proprio di riequilibrio distributivo, di riequilibrio commerciale può nascere. Ritornando al discorso dei negozi che si faceva prima Mestre, Treviso, Padova tutto sommato la situazione è meno grave rispetto a Mestre, però c'è da tenere presente, ritornando agli studenti anche, che Padova gode della presenza di circa 70.000 universitari.
è un'industria. Cioè il discorso sugli affitti per gli studenti va considerato, va tenuto molto presente con attenzione, perché è una risorsa importante per l'economia cittadina. È vero questo, però bisogna anche agire, perché questi ragazzi non possono aspettare in eterno, stanno studiando, si stanno laureando, hanno bisogno di risposte immediate, perché qua si parla, ma poi il nocciolo della questione non si arriva. Senta Mainardi, ma adesso cos'è di moda? Parliamo anche un po' di moda, perché così rallegriamo, perché c'è una valle delle lacrime, se no andiamo. Ecco, che oro è di moda adesso? Oro giallo, oro bianco, cos'è? Sta tornando tanto il giallo sulle cose piccole, minimali, quindi la catenina oro giallo un po' diversa, oro lavorato al glaser, quindi c'è una nuova frontiera per quanto riguarda l'oro. E come gioielli c'è tanta bigiotteria, per quello, quindi tanti marchi, ormai il giovane è associato al marchio, vede il marchio come accessorio e quindi non punta più alla qualità dell'oro, ma punta, che è arrivato a prezzi indicibili ormai, ma punta al gioiello di firma. Senta Mainardi, noi abbiamo visto questa incoronazione con queste perle, mamma mia, una cosa incredibile, ma c'è ancora questa tendenza verso però il bello, vedere queste corone, questi diamanti, questi brillanti? Sì, affascina per quello, ma è sempre una cosa sempre più di nicchia. Per quello molti giovani non capiscono la qualità, non riescono ad apprezzare, però c'è anche chi si affascina anche al gioiello vintage, gioiello antico, quindi viene apprezzato anche questa cosa qua. Ecco, cioè non è che tramonti l'oro, diciamo, no, avrà delle flessioni. Penso che avrà delle flessioni, ma va a periodi per quello, insomma, come la moda. Ecco, è sempre un assegno in tasca l'oro. Esatto, vale la pena investire. Una volta c'erano i famosi lingotti, dopo anche là è successo di tutto e di più, ecco, i lingotti, i lingottini, ma c'è questa tendenza di investire nell'oro? Come qualcuno me lo chiede, qualcuno mi chiede di acquistare lingotti, per quello, anche se è un periodo in cui l'oro è molto alto, però se guardiamo gli ultimi 5 anni è raddoppiata la cifra dell'oro. Io mi ricordo che prima del Covid compravamo oro a 17-18 euro al grammo, oggi siamo arrivati a 40-41, quindi il Presidente, doppio. come li legge questi dati, Presidente Rossi? Ha sentito le cifre che ha dato il nostro Mainardi? Sì, allora su una cosa concordo completamente, sull'interesse che si ha per il vintage, il gioiello vintage, ma anche la bigiotteria vintage. Ma il gioiello vintage vedo che è molto, come dire, ricercato. E poi per l'interesse dei giovani verso il gioiello, sì, in effetti non... sono cambiati i gusti, si va sul minimalismo, se vogliamo. Senta Presidente, cambiamo adesso, andiamo con questi giovani, con questi bar, con questi cocktail famosi, ma c'è molta professionalità o c'è poca professionalità? Perché delle volte vai a bere uno spritz e scappi da quanto cattivo è, ma te lo fanno pagare come fosse di prima qualità. Ecco, che controlli ci sono? Perché la moda ormai è quella, basta vedere nei locali, ecco, nei prateatici cosa si beve, ecco, c'è un controllo anche di questo? C'è richiesta una certa professionalità oppure va bene tutto, l'importante è trovare personale che non si trova? Allora, il problema è che è un problema di gusto. Allora, a me può non piacere un certo spritz e allora a quel punto non ci si va in quel locale. Credo che oggi c'è una selezione che corre lungo i canali social, per cui l'esercizio che fa porcheria a caro prezzo dura poco. E reperibilità del personale dove si trovano? Io ieri sono stata in una zona turistica e ho visto solo giovani che lavoravano all'interno di questi locali. Scusatemi, ma io li ho visti tutti bravissimi e anche preparati, non è vero che sono proprio così. Il problema è che quando ho chiesto a loro com'è lo stipendio, lascia perdere, passiamo ad altro, mi hanno detto. Questa è la verità che ho sentito ieri, perché tutti parlano, ma alla fine i soldini in tasca sono sempre pochi, perché poveretti si devono pagare l'affitto e l'affitto costa, non c'è più il vitto e alloggio. Sentiamo il nostro Livio da Padova, poi commentiamo. Vai Livio. Mirella, ciao, un saluto a tutti i tuoi ospiti. Sentendo parlare dei giovani universitari che devono pagare questi affitti da strozzini, ma non
potrebbe intervenire anche l'università, cioè finché non viene trovata una riforma una soluzione per questi affitti di questi giovani universitari, non dovrebbe essere anche l'università che va incontro a questi giovani facendo pagare loro molte meno tasse universitarie, a differenza dei ricchi che magari dispongono di alloggi, eccetera. E dovrebbe essere un compito anche dell'università. Non so se questo venga fatto nell'attesa intanto che si crei una riforma di questi affitti che devono pagare questi universitari. Cosa ne pensano i tuoi ospiti? Grazie. Grazie Livio, salutiamo anche Padova. Prego Presidente Rossi. Ma mi sembra di aver sentito che l'università sta, come dire, provvedendo a costruire nuovi studentati e mi sembra anche che a livello di merito vengono assegnati degli alloggi. Detto questo, chiaramente l'intervento deve essere, come dicevo prima, se il sistema va in stress rischiamo che il giocattolo si rompe. Noi abbiamo un'industria legata all'università, legata agli studenti, tanto per capirci, che vuol dire affitti da un lato, che bisogna che siano adeguati e non eccessivi, dall'altro lato abbiamo i consumi che normalmente fa un universitario fuori sede. Per cui direi che è una industrietta che va, insomma è un'industria che va insomma in qualche modo attenzionata e seguita. Allora Mainardi, noi abbiamo seguito tante fasi nella nostra storia, specialmente c'era Vicenza Oro, era una fiera internazionale che tutti ci invidiavano, tutt'oggi lei dice, come funziona? Allora ha ancora questa importanza, perché io mi ricordo l'alzata di scudi proprio delle gioiellerie, di queste persone che gestivano queste attività, che hanno indignato perché si era spostata, o sbaglio? No, è sempre stata a Vicenza, mi risulta. Però sì, ovviamente sono state molto, è calata molto l'affluenza. E come per mai? Quello, assolutamente. Perché c'è meno interesse. Non è che sia stata spostata l'attenzione da un'altra parte? Ma diciamo che tramontando il gioiello la gente, magari i giovani soprattutto, cercano altro, quindi... Ma è sempre una vetrina importante, Vicenza Oro, c'è qualcuno che l'ha superata? No, è comunque una vetrina importante a livello nazionale, perché è una fiera internazionale, per quello. Quindi è una vetrina importante, ma ovviamente c'è meno interesse da parte Però bisognerebbe supportare queste manifestazioni, perché sono manifestazioni molto importanti. Assolutamente, sono mondiali, per quello vengono padiglioni da tutto il mondo, quindi è un... E recepire personale nel vostro lavoro, Mainardi, com'è? Non è facile perché le truffe sono all'ordine del giorno, per quello. Quindi ci sono gioielli placati, gioielli fatti bene, gioielli fatti in parte in oro, in parte riempiti di altro materiale, quindi è facile. Cioè non è che puoi mettere dietro il bancone chiunque. No, bisogna avere una certa formazione e tanta esperienza, nel senso questa vedere formazione tante cose. Chi la fa, Mainardi? La faccio io nel punto vendita. E quindi di solito è un mese e mezzo per quello, per imparare le prime cose, per quello l'ABC del compro oro. Però essendo stata prodotta tanta gioielleria negli ultimi 100 anni, diciamo, quindi ci si può trovare il gioiello recente in oro 9 carati come il gioiello anni 70, che ha un determinato valore, anche pregio, perché valutiamo a volte anche il pregio della lavorazione se sono gioielli firmati. Presidente Rossi, non è che abbiamo un po' tralasciato la formazione, ci siamo accorti invece adesso che forse l'abbiamo dimenticato un po' troppo, dovevamo formare di più il personale? Prego. Ma guardi, allora, intanto la formazione è fondamentale. Noi abbiamo un ente di formazione che è il CESCOT, che segue le attività sia in partenza che durante che abbiano bisogno di formazione. Ma il problema della formazione è importantissimo. Ma io parto dalle origini. Prima, per poter aprire una qualsiasi attività, c'era bisogno di superare un corso formativo, superare un esame, e si aveva la licenza
con la riforma Bersani è stata eliminata la licenza del commercio. Ottima cosa, sburocratizzazione. Però attenzione, è una sburocratizzazione che fa perdere conoscenza. Cioè abbiamo assistito oggi se chiunque vuole aprire un'attività di abbigliamento, di chincaglierie qualsiasi, insomma qualsiasi cosa può aprire, a parte il food chiaramente, perché il food segue delle regole giustamente e per fortuna ben chiare che prevedono formazione. Ma per il resto tu puoi aprire facendo comunicazione semplice al sindaco e entro 30 giorni apri. Hai conoscenza dell'attività che vai a intraprendere, hai una vaga idea dell'economia, hai una vaga idea se quel tuo prodotto può avere successo oppure no? Assolutamente. E poi abbiamo visto che il tempo medio di tenuta in vita di attività, soprattutto subito dopo, diciamo fino al 2010, il tempo medio di vita addirittura si riduceva a 3-4 anni dall'apertura. Questo perché? Perché non erano formati, non sapevano cosa andavano a fare. Allora ci siamo messi noi a urlare più che altro, venite a capire cosa fate, forse è meglio, si evitano tanti dispiaceri. E un'altra cosa che stiamo chiedendo, va benissimo sburocratizzare, va benissimo aver tolto le licenze, va benissimo tutto, però obblighiamo almeno a una formazione, a essere coscienti di quello che si va a fare, altrimenti sono dolori. Come commenta Mainardi queste parole del Presidente Rossi della Confesercenti Veneto Centrale? Sono parole importanti che coinvolgono specialmente le nuove partite anche IVA, perché sono molti giovani che vorrebbero aprirsi la partita IVA, ma costa anche cara. Esatto, però. Costa, ci sono dei costi che molti giovani magari non mettono in conto, non sanno, pensano che sia tutto più facile, quindi ovviamente partire con i piedi di piombo e saper cosa si vuole fare ovviamente è una cosa determinante per il proprio futuro, per le proprie esigenze. Insomma. Senta Presidente Rossi, io l'altro giorno ho avuto un ristoratore ospite il quale ha detto nei fondi del PNRR che riguardano il turismo la ristorazione non è inserita, perciò non possiamo partecipare ai bandi. Ma come, il turismo non è inserito con la ristorazione? Ma cosa hanno combinato, Presidente? Ma c'è tutta una serie di... Quando le cose si fanno a livello, come dire, centralissimo, senza l'intervento delle periferie, che forse sono quelle che poi alla fine lavorano, tipo i comuni, insomma, tanto per capirci, nascono anche delle situazioni non perfette. Il problema del turismo è un problema importante. Insomma, se pensiamo Padova, se pensiamo al Veneto, l'impatto economico delle attività turistiche, cioè è assurdo non entrare, insomma, non dare una svolta innovativa anche a questo tipo di attività. Ma vi siete fatti sentire, Presidente, perché siete voi che dovreste essere gli interlocutori. In realtà ci sono i fondi sui borghi, ci sono i fondi. In realtà non è che il turismo è stato, però forse il ristoratore si riferiva a delle azioni più, come dire, territoriali. In realtà ci sono dei fondi anche abbastanza importanti sui borghi, ci sono sul cicloturismo, insomma ci sono delle possibilità di intervento. Ma io la vedo molto dura, anche perché partecipare a questi bandi non è semplicissimo. Forse dovrebbero essere i nostri parlamentari che dovrebbero fare questo, visto che abbiamo i parlamentari veneti anche in Europa, per aiutare questi ragazzi, perché non è mica così semplice come si fa. Fanno di quei bandi che delle volte si dice ma chi l'ha scritto questo? Perché per accedere a certi fondi, ecco, ci vuole un'equipe di esperti, o sbaglio, Mainardi? Sì. Io mi ero provato a informare anche per l'attività, per le nuove attività, ma avevi delle agevolazioni, però dovevi comprare dei macchinari, c'erano 1000 cavilli e quindi alla fine ho fatto tutto
tutto di tasca mia, senza agevolazioni, senza niente. Però non va bene, Presidente, quello che sta dicendo il nostro Mainardi, cioè dovrebbero essere aiutate. Ecco, tanti cavilli per poter usufruire di questi bandi, di queste cose, bandi europei. Sono complicatissimi, ma sono complicatissimi. E determinano una categoria ben determinata, quindi se hai poche caratteristiche di differenza non ne fai parte. Ecco. Parlare male si fa peccato, ma qualcuno qualche volta ci s'azzecca, diceva forse li fanno apposta così non partecipiamo e si gestiscono i soldi. Lei sorride, Presidente, mi viene da piangere perché sono montagne di soldi che non sappiamo dove vanno a finire, dove vengono dirottati, o sbaglio, Presidente? Sicuramente, come al solito, la destinazione finale non sono le nostre piccole imprese, piccole, micro imprese. Cioè devi avere una struttura, devi avere delle capacità, ti devi appoggiare a qualcuno, non siamo in grado, cioè questa è una realtà. Allora lo puoi fare solo o sei dimensionato in un certo modo oppure devi appoggiarti a un sistema. Presidente Rossi, come ci saluta e che augurio vuole fare anche a questi giovani? Ne abbiamo uno in presenza perché non è facile per loro proseguire se il registro non cambierà, specialmente la burocrazia, gli affitti e tutto il resto, l'inflazione, la speculazione. Prego, Presidente Rossi. Ma io spero che ora con questo cambio di governo, con questa, insomma, con tutte le novità che abbiamo, un premier donna, insomma, mettiamo insieme tutte le novità che abbiamo e non ci sono più scuse per non intervenire. Grazie, grazie Presidente, devo chiudere. Salutiamo Nicola Rossi, Grazie. Presidente Confesercenti Veneto Centrale, Nicola Mainardi, auguri, titolare esercizio Compro-Oro. Grazie veramente, la posta di Mirella. Or no. Point. Pop offline. Point. Pop. That's for point. 厉害！马上他就要通过我们的攀岩墙。 All the time you have what باشه. داری خراب میکنی. دست بذار جلو. آره. بابا. 漂亮。بلند شو.他还剩最后一步，就顺利的通过攀岩墙了。 نه پا در بیا قشنگ. 攀岩墙最后一个洞距离垫子大概有1.5米的高度，90厘米的高度，无法直接踩到下面的垫子，它会怎么下来呢？好，这个比较难，还要让自己的身体。对，好，然后脚松开。这个难。很难。他怎么想办法？他怎么想办法？他怎么想办法？过了 offline。漂亮！我这俩قشنگ خوشگل. کمر خوشگل. 很可爱呀！浓浓的父子之情在这一瞬间展露无遗。 خوشگل من هم رفتی بالا بابا حرف بابا رو گوش کن خب بریم آفرین. 好，宝贝儿看。 آره. بریم بالا. 接下来这一关也非常难。 بریم بالا. اونا رو نگاه نکن. یه خود این طرفتر بیا آفرین. اونور گوشه نرو. 爬到上面，经过了刚才 آفرین پسرم. 攀岩墙，我相信孩子的体力已经消耗了很多，所以这一关他能否顺利的通过这个横批的部分， اینقدر 就要 گوشه 看他 نیا 的 برو. یه خود بی وسط بی وسط آره. برو اون رو نگاه نکن. آره بالا نگاه. 2岁的孩子，他是否知道坚持就是胜利这句话？ آره بی وسط آره. آها خوبه. بشین. آره. بی پایین آویزون شو. آویزون شو. آویزون شو پاتو بریز. 慢慢的将身体重心前移。好，他现在已经悬空了，悬空掉在了横杆上，开始前进。 告诉他速度快，不要看，不要往下看。对。بریم بار فیکس میری. بریم.
merci. Bien point, 跑入。好的，成功了！所有人都替他捏了一把汗。这是一个非常有镜头感和观众缘的选手。That's the point. On the merci. On the merci. On va dire on the merci. 耶！好样的！好棒！ On the tout va comme ça. Le tout va comme. 一会儿你把这慢点个，慢点个，偶尔慢点个，比吧。哦，这个难了，他要从高台上以后空翻的姿势。小小的他却要从这么高的垫子上后空翻到地面，真是不敢相信。